Amici, benvenuti a Chiaramonti per Costumes e Costumanzias, la grande sfilata degli abiti tradizionali di Sardegna. E qui a farci gli onori di casa il sindaco Alessandro Nali. Ciao sindaco, benvenuto, anzi dobbiamo essere noi benvenuti qui a Chiaramonti. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti quelli che ci ascoltano, che ci vedono. Con una forte emozione sono felicissimo di partecipare alla 7ª edizione di Costumi e Costumanzas. Felicissimo di partecipare perché il sindaco ci tiene a sottolinearlo che è organizzato dalla Proloco di Chiaramonti e il comune, veste del sindaco e di tanti altri collaboratori, dà un grandissimo supporto ovviamente, però mi dicevi che sottolineavi questa cosa, grande lavoro della Proloco che poi tra l'altro sentiremo. Un grandissimo lavoro della Proloco. Anni fa anch'io facevo parte della Proloco di Chiaramonti per 6 anni come presidente, dove è un progetto che ho ideato io 7 anni fa, dove volevamo far crescere il paese soprattutto a livello culturale e tradizionale, cercando di non dimenticare le nostre tradizioni, la nostra cultura e soprattutto gli abiti della Sardegna e la danza della Sardegna. Certo. Qua intanto amici vi dico, siamo tutti pronti, c'è il pubblico pronto qua proprio davanti a noi, i figuranti si stanno preparando, quindi noi ci facciamo una bella chiacchiera per conoscere anche questo territorio e soprattutto per conoscere Chiaramonti. Infatti subito al sindaco, guarda, ti volevo fare questa domanda: veniamo a Chiaramonti, che cosa facciamo? Dacci un programma così dal mattino alla sera fino a cena. Cosa si fa a Chiaramonti? Dai. È facilissimo. Noi mettiamo in evidenza la nostra semplicità, il nostro modo di vivere, la nostra tranquillità e soprattutto l'ospitalità. Non è facile pubblicizzare un proprio paese, ma Chiaramonti a livello strategico è un paese che si pubblicizza da solo. Uno quando arriva a Chiaramonti nota e vede la bellezza del proprio paese, del paese di Chiaramonti, che è un piccolo paese in collina, noi lo definiamo in collina perché siamo circondati da 3 monti, da 3 colline, che ci danno la possibilità di avere una visuale a 360 gradi in tutto il territorio della Sardegna, sino ad arrivare alla Corsica, sino ad arrivare ai monti del Gennargentu. Questo colpisce. Si arriva a Chiaramonti, si arriva nella piccola piazzetta dove ci sono i giardini pubblici. Dove siamo adesso? Dove siamo adesso. E da lì uno ha la possibilità di capire l'importanza di questo piccolo comune, sulla sua bellezza e sulle sue tradizioni. Prima tappa però direi di andare subito su alla Rocca dei Doria. Cosa dici? La prima tappa è fermarsi qua da noi ai giardini e parlare con le persone, con gli anziani che quotidianamente passeggiano e sostano qua Io ho avuto modo di farlo prima, tra l'altro, prima della diretta, mentre i miei colleghi stavano preparando tutto, ho proprio parlato qua nei giardini, come sta dicendo Alessandro, in questi bellissimi giardini, e parlare con un signore di Chiaramonti, e hai ragione, è una bella cosa. Lì riusciamo a capire la semplicità di questo piccolo borgo. È un borgo che poi è stato costruito nel periodo medievale, ma che prima Chiaramonti era in una zona completamente diversa da quella attuale, nel territorio dove c'è una chiesa del 1100 che si chiama Oria Pizzino, Oria Pizzino, certo, appena qua fuori. Però una volta che sostitui qua a Chiaramonti tu puoi tranquillamente farti una passeggiata nel centro storico. Il centro storico è un piccolo borgo dove hai la possibilità di vedere tante vie originali, dove ancora ci sono i piccoli terrazzi, dove c'è ancora la storia e la cultura del 1400-1500 con edifici che sono stabili, che sono ancora messi in evidenza dalla loro bellezza, fino ad arrivare alla collina di San Matteo. San Matteo perché anni fa c'era la chiesa di San Matteo, ma prima della chiesa di San Matteo si parla di un castello, il castello dei Doria, che è un castello che il periodo dei Doria era verso il 1400-1500, dove abbiamo avuto la possibilità che era prima, se non sbaglio, prima era castello, poi è diventata chiesa, adesso abbiamo le rovine di quella che era la chiesa costruita sul castello. Questa è un po' la storia. Benissimo. Poi abbiamo un fantastico mulino a vento, una cosa molto importante. È importantissimo perché è un mulino che pochi lo conoscono qua in Sardegna, ma per noi è importantissimo perché è l'unico mulino a vento che esiste qua, penso in Sardegna, dove fra 4-5 mesi partirà un progetto importante dove si
si ripiazzeranno le pale dove ci sarà la produzione, la parte meccanica sulla... Fantastico, bellissimo questo. Diventerà una scuola didattica di come si produceva prima la farina. Bellissimo. Intanto ti interrompo un attimo perché vedo che comunque i costumi, i vari figuranti si stanno organizzando piano piano nei giardini che il sindaco prima citava. Siamo proprio di fronte a questi giardini, quindi c'è un'organizzazione, perché stiamo parlando di più di 40 costumi che sfileranno insomma da ogni parte della Sardegna, una grande organizzazione veramente. Torniamo a noi, sindaco, un attimino, i prodotti locali di questo posto, perché io sono stato qui per diverse manifestazioni, sono stato qui anche ospite di diverse persone, allora, cioè, sì. ragazzi, qua l'enogastronomia è ai top, un territorio che l'enogastronomia è ai top, e so che ci sono dei prodotti anche locali, panifici, birrifici, insomma c'è un po' di cose, Chiaramonti. Chiaramonti è un paese agropastorale, come definizione, come complesso proprio, anche perché non sino a pochi anni fa Chiaramonti aveva 3 caseifici. 3 caseifici. Oggi certo. i 3 caseifici sono chiusi, però è rimasta sempre la cultura della produzione del formaggio e dei suoi derivati. Chiaramonti sino a pochi anni fa aveva non meno di 33.000 pecore in questo piccolo territorio, quindi aveva una cifra consistente. Oggi siamo scesi sui 22-23.000 euro, però c'è stata una trasformazione con la parte bovina, c'è stato un aumento di produzione bovina. Capito. Non si distingue solo sul latte e sui formaggi, ma Chiaramonti è conosciuta anche sulla panificazione, sul pane, la spianata sarda, la famosa spianata sarda. Noi abbiamo un forno artigianale che a oggi non lavora sotto forma industriale ma sotto forma di produzione locale, quindi tutto quello che produce su ordinazione. Cioè, giusto, ai negozi e poi qualche privato, ma c'è da prenotare. Certo. Poi c'è una ottima, tra l'altro, che l'abbiamo assaggiata prima insieme. Questo ve lo... Poi abbiamo mi sembra del miele anche. No, il miele Anglona, che è dalla passione di un signore, che è un amico tra l'altro, che purtroppo ci è venuto a mancare qua a Chiaramonti, ma è stata una persona eccezionale perché ci ha dato la possibilità anche di far conoscere il miele prodotto qua a Chiaramonti di alta qualità, conosciuto in buona parte della Sardegna, ma soprattutto apprezzato per l'originalità dei gusti. Poi so di un birrificio Anglona, l'amico Amistade. Perfetto. L'amico Giampiero, persona coraggiosa, persona che ama il proprio paese. Si è creato un piccolo lavoro. Con tanta fatica, so. Soprattutto con tanta fatica. E con tanta passione. Passione, ma soprattutto da solo. Ecco, la cosa migliore di Giampiero è l'orgoglio, la forza e il coraggio di affrontare una nuova avventura con un prodotto originale. E oggi siamo fieri perché Giampiero, oltre a partecipare a diverse manifestazioni e fiere sarde della birra artigianale, si sta allargando anche a livello internazionale. Sicuramente secondo me riuscirà anche con ottimi risultati ad avere degli eccellenti premi. Benissimo, abbiamo un attimino conosciuto questo territorio. Io ringrazio il sindaco Alessandro, che tra l'altro si tratterrà qui, poi magari avremo modo di incontrarci ancora. Allora vediamolo questo territorio. Noi abbiamo preparato un piccolo contributo del territorio di Chiaramonti, prego la regia di mandarlo e intanto salutiamo, grazie sindaco per averci accettato qui. Noi continuiamo subito, i costumi sono quasi pronti, via con un contributo dalla regia, grazie. Chiaramonti, cartolina.
ieri eccoci qui da Chiaramonti, abbiamo cambiato ospite, abbiamo un altro ospite dopo il sindaco Alessandro Unali, abbiamo Eugenio Bruno, Buonasera presidente della Proloco, il grande organizzatore, il Deus ex machina di Costumes e Costumantias. Esagerato Oh, no. come al solito Fabio. No, diciamo che sono il presidente di un'associazione di ragazzi e di un gruppo forte che mi danno una grossa mano. Il lavoro, l'ho vista l'organizzazione. il lavoro è grosso da parte di tutti. Io sono quello che riceve più stress, più chiamate ogni giorno, diciamo, però i ragazzi danno una grossa mano e senza di quelli non si potrebbe fare nulla. Allora ricordiamo un attimino, i costumi sono pronti, ci sono le Certo. ultime fasi organizzative, noi stiamo ancora chiacchierando un attimino, ma fra poco ci sarà la sfilata perché qua è quasi tutto pronto. Un evento Costume e Costumanzias, uno dei tanti eventi di Chiaramonti. Allora questo evento ha una bella organizzazione, tempistiche, insomma, Allora, parecchie. tempistica, parliamo di più di 40 di 40 paesi presenti, quindi parliamo di 150-160 figuranti. Ecco, perché allora spieghiamo un attimo, Costume e Costumanzias passano teoricamente 2 figuranti per paese con il costume maschile, l'abito maschile tradizionale e l'abito femminile, poi però ci sono alcuni gruppi che decidono di venire con magari più componenti, Esatto. e quindi si incrementa ancora di più il Si gruppo. incrementa con diverse varianti di costumi, oltre il costume da sposa, l'abito da sposa, l'abito di tutti i giorni, l'abito da lutto. Abbiamo diverse esperienze, diversi paesi che comunque ci sono anche, forse non vorrei sbagliare, forse Porto Torres porta 3 abiti femminili che sono quelli più ricchi, giustamente. Torralba altri 3, essendo un piccolo centro comunque ha una varietà di costumi da invidiare. E diciamolo, qua arrivano da tutta la Sardegna, ragazzi, ho visto Allora, Cagliari, ho visto Tres Le zone Moragas. rappresentate, diciamo le aree tematiche regionali sono quasi tutte rappresentate. Abbiamo solo che non è rappresentata il Sulcis Iglesiente, perché forse non siamo riusciti a contattare le persone giuste, però c'è sempre tempo per farlo. Abbiamo tutta la Sardegna Sì, qua. oggi, Ogliastra, ragazzi, abbiamo una grossa rappresentanza dell'Ogliastra, Montiferru, Barigadu, Baronia, Vedo perché io faccio anche il Gallura. programma, Esatto, certo. sei stato bravo Certo, Fabio, questo giro. grazie. No, è Sì. un lavoro intenso. Costumes e Costumanzias ce la godiamo tutta oggi in questa diretta streaming, ma la Proloco di Chiaramonti organizza altri eventi Sì. durante l'anno. Allora, dovrebbe essere l'evento conclusivo di un'annata, diciamo, l'evento uno degli eventi, esatto, insieme alla Sagra dell'Agnello che abbiamo organizzato a luglio. Sagra dell'Agnello a luglio, fine giugno o luglio? Se non sbaglio. Solitamente il secondo fine settimana di luglio, come sempre. Che è una cosa spettacolare, ragazzi. A Chiaramonti si viene anche a luglio per questa Sagra dell'Agnello, perché c'è una cucina incredibile. Abbiamo dei cuochi veramente, guarda, io l'ho provata, nulla da invidiare a già 2 Masterchef. anni. Ecco, la Masterchef sarda a Chiaramonti. Certo. Ci sono delle pietanze incredibili e poi degli spettacoli. Quest'anno c'erano I Merdules boys di e Ottana. Merdules di Ottana, l'anno scorso c'erano Gli amici i Mamuzzones Merdules, diciamo. di Samugheo. Esatto, Ci gli sono, amici Mamuzzones. c'è la tradizione culinaria e la tradizione delle maschere sarde qui a Chiaramonti per la Sagra dell'Agnello. Costumes e Costumanzias oggi, e poi ne abbiamo un'altra molto importante. Saramonte fatto in domo è nata dal nostro avvento alla Proloco. L'idea è sempre quella di portare in risalto le nostre particolarità, sempre culinarie, architettoniche, artigianali. In primavera Saramonte fa Sì, non è una data fissa, noi ci orientiamo tra l'ultima settimana di aprile e la prima di maggio, sempre. Scusa se ti interrompo Fabio, per una festa comunque patronale, una festa religiosa, perché noi chiaramontesi è tanto sentita, che è Santa Giusta, una chiesa campestre. Sì, Santa Giusta qua vicino, bellissima. Tutti i chiaramontesi sono molto devoti, tutti gli anglonesi comunque, quindi noi ci muoviamo anche rispettando la tradizione di Santa Giusta. Quindi facciamo un attimo un calendario. Partiamo da Costumes e Costumanzias, che quest'anno è stata fatta a metà ottobre. Perfetto. Prossimo appuntamento di Chiaramonti? Allora, il prossimo appuntamento di Chiaramonti per quest'anno, ora non vi so dire nulla perché la Proloco non ha programmato niente. Sicuramente avremo il periodo natalizio dove i nostri cori dove dopo penso avrete il piacere di conoscere i rappresentanti, i capigruppo, dove organizzano sempre annualmente delle manifestazioni coristiche dove vengono ospiti da tutta la Sardegna, anche lì. E poi si inizierà di nuovo dal Carnevale, che è del prossimo anno, febbraio, dove la Proloco si impegna a fare. Chiaramonte fatto in domo, se si ripete in primavera, e poi Sagra dell'Agnello a luglio. E questo era l'evento conclusivo della Proloco. Voglio sottolineare una cosa, Fabio, e voi ne siete testimoni, che comunque Chiaramonti non è solo Proloco, attenzione. Chiaramonti è quasi 10 associazioni culturali
che animano il paese tutto l'anno. Noi siamo quelli che dreniamo magari è la verità, noi dreniamo più finanziamenti, diamo più appoggio alle altre associazioni, però le altre associazioni fanno tanto per Chiaramonti, lo fanno sempre a titolo di volontariato, quindi dobbiamo dire grazie a tutte le associazioni. Benissimo. Senti, io so che sei impegnatissimo, ti sei staccato un attimo per l'organizzazione, però ti chiedo un favore prima di lasciarti. Allora, innanzitutto ci lasciamo con un contributo di questa sagra dell'agnello, che è una cosa spettacolare, ve lo facciamo vedere prima dei costumi che sono quasi pronti. E vediamo Eugenio, pronto? Portaci i costumi di Chiaramonti, li vediamo in esclusiva, in anteprima, qua con noi. Allora facciamo a questo punto, tu devi scappare dalla regia, contributo su una festa importantissima di Chiaramonti, sagra dell'agnello, e poi torniamo qua in diretta. Grazie a tutti, ciao Fabio, ciao. La preparazione va fatta con cipolle, con un soffritto di cipolle, prezzemolo o qualche spicchio d'aglio o sedano. Una volta fatto il soffritto di queste erbe, aggiungiamo l'agnello e lo facciamo soffriggere. Una volta soffritto si aggiunge piano piano un pochettino di vino bianco e a sua volta, man mano che asciuga, aggiungiamo del brodo fatto con pezzi di agnello o un pochettino di prezzemolo o duri, e si fa aggiungendo piano piano sino alla cottura della carne. Poi si mette un pochettino di pomodoro e finisce così, arrivata alla cottura si aggiunge un'altra spruzzatina di prezzemolo e aglio e si vede un po', si assaggia come la cottura e si finisce lì, non ci sono tanti problemi. Un saluto da noi a Sardinia Life da parte di tutti i cuochi e i cucinieri della Proloco e i partecipanti alla manifestazione. La prima cosa è l'agnello, prima di tutto del paese, della zona, perché abbiamo delle pasture anche buone, quindi non abbiamo bisogno di mangimi extra portati da altri posti che a noi non ci interessano, qua li teniamo con le nostre cose. Poi avete visto con un po' di legna la struttura per poggiare gli spiedi, li mettiamo sugli spiedi e poi si fanno da soli, non c'è segreto alcuno. Un saluto caro da Chiaramonti a Sardinian Live e buon appetito. Diretta da Chiaramonti, abbiamo cambiato ancora ospite e qui c'è l'ospite che mi accompagnerà durante tutta questa diretta, Simone Unali. Ciao, grazie di essere qui, esperto di abiti tradizionali, mi darà ovviamente una mano nel descriverli questa sfilata che fra pochissimo sta parlando, ma andiamo subito in esclusiva, abbiamo il costume di Chiaramonti, Simone, descriviamolo subito, vediamo già. Il costume di Chiaramonti, intanto la signora, eccola qua la donna. La ricostruzione storica che è stata fatta sul costume di Chiaramonti è stata affidata a dei volontari, degli appassionati che nel corso degli anni 90 sono andati così a svolgere un'attenta e accurata ricerca
del costume tradizionale Certo. di Chiaramonti, che a differenza degli altri paesi del circondario è stato un costume abbandonato, in qualche modo lasciato appunto prima rispetto ad altri paesi. Qua vediamo la donna. Sì, ok. questa è la donna, il costume femminile di Chiaramonti. Benissimo. Sul capo notiamo subito il fazzoletto di seta, color oro o color panna, appunto, che è sciolto, quindi è libero di ricadere, è così fluente nella parte posteriore del capo della femmina. E poi vedo già un corpettino, un gilet molto bello. Come si chiama? Questo è Sugorittu. Sugorittu. È il gilet femminile tipico, realizzato in velluto o in terziopelo, in una colorazione, una gamma di colori che va o dal rosso scuro granato fino poi al rosso più acceso, più vivo. Gioiellino vedo che spunta dal collo e una fascia che va un po' a coprire. No, quello è simbusto, quello è il busto. Il busto è realizzato con due parti fisse, poi unite sia anteriormente che posteriormente da una serie di nastri. Nella parte anteriore vanno poi ad allacciarsi. Continuiamo con una gonna. Abbiamo poi la gonna vistosa, insomma. Certo, la gonna è safardetta realizzata inizialmente in orbace e poi in panno. Tra l'altro una curiosità, safardetta è l'unico degli elementi del costume di Chiaramonti del quale appunto non siamo riusciti a rintracciare, a essere pervenuti fino a noi e vedo in sempre originale. Dei ricami alla fine. Sì, sono due passamanerie intervallate da una striscia dorata. Sì. Bellissimo. Possiamo passare anche a vedere il costume maschile, il costume dell'uomo, come si dice? Costume maschile? Sì, il costume maschile. Perfetto, eccolo qua. Tipico. Abbiamo subito in testa. Intanto è un costume tipico della zona del Nord Sardegna, quindi un tipico costume del Logudoro, del Nord Sardegna. Bello sorridente il nostro modello qua, bravissimo. Con una classica berritta, modello classico in orbace, con un'estremità chiusa, l'altra invece aperta per permettere appunto di indossarla. Un gioiello che chiude i la bottoni camicia, che chiudono il colletto alla coreana cosiddetto della camicia ricamato. Bellissimo. Il gilet poi su gosso con la parte anteriore in velluto, la parte posteriore invece è in orbace a doppio petto, quindi abbiamo due parti del sugosso che si vanno a sovrapporre per poi, e qua vediamo chiudersi. un cinturone. Sì, un cinturone, naturalmente un cinturone fatto a mano. Fatto a mano, sì, artigianale, in pelle. Via con un contributo dalla regia, grazie. Ecolab, arte sarda. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Visita la nostra pagina Facebook e scopri gli altri vantaggi che ti possiamo offrire. Somebody's been stealing all my sugar. Somebody must have touched it with a wormy hand, 'cause he looks just like a cat. Gonna set me a trap, I'm gonna catch me a rat. Renault Clio, da 99 euro al mese.
Qui stiamo per partire, Simone Unali insieme a me, il nostro grande esperto di costumi e di abiti tradizionali sardi. Allora, sentiamo, abbiamo anche il commento in diretta per tutto il pubblico che descriverà innanzitutto i costumi a tutta la folla che è venuta qua a Chiaramonti. Sappiamo, ecco qua, vedo già delle immagini da lontano che stanno partendo, insomma sta iniziando la sfilata. Come abbiamo detto, il primo costume sarà quello di Chiaramonti che abbiamo appena visto. Eccolo qua, stiamo già arrivando in diretta con il costume di Chiaramonti. Eccolo qua vediamo anche altri figuranti, Simone. Quindi Chiaramonti partecipa con un po' più di persone. Partecipanti. Da notare anche l'organettista che è di Chiaramonti, Luca Pileri. Organettista, perfetto. E abbiamo tra l'altro un commento in logudorese strettissimo, fantastico. Quindi la qua poetessa Maria Sale di Chiaramonti sta realizzando appunto la descrizione per il pubblico dei costumi. Fantastico, siamo in pieno ora tradizione. Si nota veramente, poi magari quando passano si noterà meglio come veramente quello di cui stavamo parlando prima, cioè Zugoritto, il gilet femminile, varia dal granato scuro fino al rosso più chiaro, che è un costume, è un colore, una gamma di colori tipica dell'Anglona. Infatti si può ritrovare il granato e il rosso anche ad esempio a Perfugas o a Martis. Ma Chiaramonti ha lo stesso colore o può avere le varianti anche lo stesso costume? No, ha varianti nello stesso costume, anche perché bisogna tenere ben presente che in realtà non è mai esistito un costume unico per tutti. I costumi non venivano fatti in serie, non erano standardizzati, erano invece realizzati a mano, artigianalmente, quindi ogni ragazza aveva un costume differente, magari per ricami, magari per colore, magari anche per le iniziali che venivano ricamate, le iniziali della ragazza sopra Zuccoritto, come anche il busto, i nastri, i colori del nastro del busto potevano variare, come anche i ricami del busto stesso. Certo. Qui vediamo ancora Chiaramonti che si fa bello davanti alle telecamere, adesso passeranno ancora più vicini alla nostra postazione. Vedo alcuni, allora con la berritta si dice, la berritta ce l'hanno, alcuni no. Diciamo in realtà il costume tradizionale canonico è quello con la berritta, ecco, con quindi questo tubo in orbace. In questo caso non c'è una differenza per dire tra costume di nobili e costume no, in teoria no, Okay. Anche perché teniamo presente che già avere il costume, specialmente nel XVIII secolo, quindi nel Settecento come nella prima metà dell'Ottocento, era già un qualcosa che alzava il rango sociale. Sia il costume della donna che quello dell'uomo, bisogna tenere ben presenti, sono ricostruzioni del ceto medio, quindi vediamo costumi del ceto medio, perché naturalmente chi era troppo povero non poteva assolutamente permettersi un costume, era un costume molto impegnativo sia nei tessuti che appunto nelle fogge, così come quello maschile. I nobili, naturalmente i ricchi, potevano poi arricchirlo magari con più gioielli oppure più ricami, sempre naturalmente in base alle possibilità. Quindi la ricchezza poi era data più dai gioielli che magari dai materiali. I materiali forse rimangono un po' quelli, l'orbace. Sì, diciamo in linea generale sì, anche se ad esempio alcune ragazze avevano un curritu in velluto o in terziopelo, altre magari il curritu non potevano permetterselo. Ecco Chiaramonti con la lunga descrizione della nostra poetessa Maria Sale. Sì, Maria Sale di Chiaramonti, che tra l'altro tengo a precisare vincitrice anche di 2 premi Ozieri, nonché anche di altri prestigiosi. Poetessa di Chiaramonti, super autoctona. C'ha berritta o un cappello o una cuffia rugia in setta zona. Infatti sta parlando adesso di berritta. La berritta, sì. Antesi sempre bianco, da cotone o del sì, delle differenze le vedo una bambina con un tipo quel fascione rosso, la donna dietro con il fascione rosa, quindi anche nel busto si varia, quelli sono i nastri. Abbiamo detto che il busto sono 2 parti fisse che stanno ai lati, unite anteriormente e posteriormente da una serie di nastri, e poi nella parte anteriore, praticamente nel bacino, vengono legati per chiudere il busto. Busto realizzato o in broccato di seta, oppure anche il busto appunto in velluto.
E poi i pizzi delle gonne. La gonna è fatta sia da una parte, penso, in orbacea ricamata e sia da un pizzo. Sì, la gonna era stata realizzata prima in orbace, precedentemente era in orbace, poi con l'introduzione del panno fu realizzata anche in panno. Però non poteva assolutamente mancare le due passamanerie nella parte inferiore della gonna, intervallate dalla striscia dorata, appunto, che è tipico. Davanti alla gonna poi vi è safardita, cioè il grembiule, il grembiule che era o di pizzo o di broccato di seta. Il grembiule elegante, non è certo un grembiule da massaia, ma un grembiule per le feste. Certo, teniamo sempre presente che i costumi che vediamo oggi sfilare qua di Chiaramonti sono i costumi, ripeto, del ceto medio e tra l'altro da festa, cioè questo è il costume che si indossava nel corso del Settecento, nella prima metà dell'Ottocento, per andare ad esempio a messa la domenica oppure in occasione di matrimoni, battesimi e celebrazioni del genere. È una cosa importante anche per farla capire soprattutto alle persone che ci seguono al di fuori della Sardegna, nel senso che non è che tutti i giorni si vestivano in questo modo. Era di scarsa funzionalità, chiaramente era un abito da festa. Un abito da festa, insomma, come quando oggi si va ai matrimoni ci si veste un po'. Esatto, ci si veste eleganti. Questo è un po' il senso del discorso, per far capire a tante persone che magari dicono ma questi abiti tradizionali tutti i giorni si vestono, no, non si vestivano tutti i giorni così, quando si andava in campagna o le massaie a casa non si vestivano così, questi sono gli abiti da festa. Eccolo qua, quelli di uso quotidiano. Negli abiti di uso quotidiano non vi era il coritto, cioè il giacchino femminile, ma si restava soltanto col busto, era più funzionale, era più pratico. Invece in quello da sposa, al posto del fazzoletto avevamo un velo, il velo da sposa, al posto della gonna non era nera, ma bensì era rossa, era una gonna rossa, quella dell'abito da sposa di Chiaramonti, anche se non è stato ricostruito. Poi vediamo anche gli abiti per i più piccoli, per i bambini, quindi c'era una concezione dell'abito da adulto e l'abito del... Certo, ma poi bisogna dire che qua in paese c'è una certa continuità fra le varie generazioni nel mondo del folklore e delle tradizioni popolari. Il costume, balli quindi abbiamo anche ragazzini piccoli che indossano costumi. Santo Matteo di Chiaramonti. Vedo, eccoli qua, li vediamo, li stavamo vedendo un attimo in squadriglia, l'abito di Chiaramonti, uomini, i bambini, c'è anche questa fierezza nel portare l'abito, guarda questa bambina come fiera, un po' indecisa, starà chiedendo anche qualche informazione, perché insomma qua l'organizzazione, andare avanti, andare insomma, l'organizzazione della sfilata, eccolo qua, l'abito di Chiaramonti, guardate, bellissimo, le donne, guarda qua. Si nota poi nel succorito, cioè in questo corpetto femminile, abbiamo una serie di asole che vanno dal gomito fino al polso, con tutta una serie di bottoni di oro, di argento, sempre in base alle possibilità della famiglia. Qua vediamo l'abito maschile, vedo un abito un pochino più, come dire, tra virgolette spoglio di una donna, può essere una variante. Esatto, questo è un esempio di un abito di tutti i giorni, cioè di uso quotidiano. Eccolo qua, dietro questa ragazza con il velo, diciamo, in testa, abbiamo l'abito un po' più di tutti i giorni, eccolo qua, quindi abbiamo queste due rappresentazioni, molto bello, infatti l'applauso parte dalla folla per l'abito di Chiaramonti. Bellissimo, Simone. Ecco, e qua partiamo. Chiaramonti ha fatto gli onori di casa. Ci spostiamo. Vediamo se parte o Arzana o Arzachena. No, abbiamo Arzachena. Arzachena, eccolo qua. Sì, eccolo qua, Arzachena. Quindi ci spostiamo in Gallura. In Gallura, Arzachena, ragazzi, grande comune. Gallura, Arzachena in Cadiveggio. Pensa che nelle mie indagini ho trovato che ad Arzachena, la Scatola del Tempo, il museo più piccolo forse di Sardegna, eccolo qua, via, guarda questa donna, Simone, caspita, grandissimo costume. Sì. Notare i colori molto vivaci, molto accesi, tipici di questa zona della Gallura. Arzachena nota
per avere nel proprio territorio, l'hanno appena detto, la Costa Smeralda, e quindi anche i costumi, anche le fogge, anche i colori rispecchiano quelle che sono appunto i paesaggi del territorio. Questi colori sgargianti, a me piace pensare, ripresi magari dalle sfumature del mare che bagnano le sue mentre coste. l'uomo giacca molto più ampia e il cappello che si chiama berritta, un cappello più sontuoso, sempre berritta, più voluminoso, certo, è un cottone con pizzo ricamato e un e il cappottino. fazzoletto nero con un fiore ricamato. e abbiamo due tipi diversi, sembra un corpetto diverso dall'altro per le donne, c'è questa anche questa differenza, già vediamo una differenza di colori tra il corpetto di Chiaramonti prima, quindi veramente ogni zona ha la sua. Sì, ogni zona ha i propri colori, ha le proprie fogge degli abiti. Prego, potete. Ecco Arzachena, bellissimo costume di Arzachena che sfila. E ricordiamo, i costumi sfilano per le vie del centro, quindi qui fanno una parata e poi via verso le vie del centro. Arzana, Simone. Sì, ci spostiamo in Ogliastra, è stata una mossa, secondo me, una mossa veramente eccezionale, quella dell'organizzazione, di non far sfilare i costumi per zone della Sardegna, ma così per ordine alfabetico, perché secondo me questo passaggio da un settore all'altro rende meglio, più icasticamente, veramente quelli che sono le varietà, le diversificazioni territoriali delle fogge e dei costumi. Qua che cosa vediamo? Della Sardegna. Sì, qua abbiamo un costume appunto tipico dell'Ogliastra. La donna, vedo una gonna, uno scialle, un grembiule. Lavorate a mano. Camicia bianca in cotone con pizzo sul petto e nei intanto polsini, sentiamo anche la descrizione e vediamo questi particolari, soprattutto degli scialli, soprattutto dei corpetti. Da notare anche il modo di tenere il fazzoletto, è lasciato cadere ai lati del capo, a differenza abbiamo visto di Arzachena o di Chiaramonti, che invece era fatto cadere nella parte posteriore. Sì. Con bordi arrotondati. Anche l'uomo, un abito molto particolare con questi bottoni, camicia di colore bianco pieghettata come i calzoni un po' tenuti su dalle ghette, quelle che si chiamano in gergo queste ghette che sono più usate in campagna forse. Sì, nel costume di Chiaramonti, quindi tradizionale chiaramontese, vengono chiamati saghettas, quindi più semplicemente si possono chiamare copricalzari in italiano, volendo, che servivano appunto a coprire la calzatura. In pelle lavorato che copre appunto il punto vita dell'uomo. Può andare. Eccolo qua, il costume. Grazie per gli applausi. Di Arzana e via. Sì. Continuiamo intanto che sfilano per le vie del paese. Andiamo a Barisardo. Quindi rimaniamo in Ogliastra. Barisardo, un comune, un ampio fazzoletto usato come copricapo, un comune molto affascinante, sia per la presenza appunto del mare. Ricordiamo poi tra l'altro che la spiaggia di Barisardo ha ricevuto la vela blu, bandiera blu, adesso non mi ricordo come la chiamano in gergo, comunque del Legambiente. Io ho passato quest'estate a Barisardo, lì alla spiaggia della Torre, devo dire veramente una spiaggia fantastica, un posto meraviglioso, una pulizia, io direi veramente maniacale, rara qua in Sardegna, sia dell'arenile sia anche della pineta. Una fantastica Barisardo assolutamente. E comunque vediamo qua già anche delle altre differenze. Adesso vediamo meglio il costume maschile, che ha questo gilet molto pronunciato con questi bottoni d'oro dorati. Sempre un gilet a doppio petto, tipico appunto. Abbiamo un colore rosso, un gilet rosso appunto. Da notare anche la piega della berritta maschile, rosso e nero, che è una piega ripiegata, vedo che è ripiegata in avanti, certo, su se stessa e poi agganciata appunto nella parte anteriore. Mentre la donna abbiamo uno scialle molto pronunciato. Sì. Da notare appunto questo scialle che con queste frange veramente particolari. Veramente particolari. Eccolo qua, Barisardo, il corpetto sul rosa, ma lo scialle è veramente un po' la caratteristica dell'abito tradizionale della donna di Barisardo. Sì. Molto bello Barisardo, benissimo. E continuiamo con Bitti, quindi paese dei tenores di Bitti, ragazzi. Andiamo in Barbagia, facciamo un salto dall'Ogliastra in Barbagia e qui iniziamo a vedere un'esplosione di colori, soprattutto nel costume della donna. Sì.
l'abito femminile su saloppato, come lo chiamano in bittese, appunto. Veramente spettacolare. L'abito di Bitti forse è uno dei più belli, dei più colorati di tutta la Sardegna, che forse è anche uno dei più noti, aggiungo, e veramente colpisce per questa ricchezza di ricami, di colori, dalla gonna allo scialle, al giustacollo. Eccola qua che la vediamo meglio in questa inquadratura, veramente coloratissima questa gonna e poi questo scialle veramente fantastico, e anche vediamo il costume dell'uomo che riprende con questo gilet, con questi intarsi, molto bello. Bitti. Sì, il gilet è chiamato Savracas in bittese, veramente particolare, molto colorato, molto variopinto. Ed ora tocca a Bortigiadas. Bortigiadas, quindi torniamo nuovamente in Gallura. Bortigiadas è un comune vicino al Tempio. Do da notare la somiglianza del costume maschile con quello di Arzachena. Diciamo la regia, se riusciamo ad andare sui costumi di Bortigiadas. Sì, magari. Che sono, eccoli qua, siamo ancora un pochino defilati. Sì, comunque però già si delinea il costume maschile di Bortigiadas, è una caratteristica vediamo il tipica dei femminile. costumi. Intanto Simone, eccolo qua con questo corpetto, con questi lacci. Il rosso è sempre un colore molto determinante. Certo, che rende veramente anche risalta le forme della donna, il rosso. Questo scialle sempre sul colore viola. Portano con più fierezza le donne bortigiadesi. E la gonna in questo caso un po' più sobria, completamente nera se non sbaglio, senza ricami in questo caso. Sì. Il costume dell'uomo che ha questo specie di doppio petto. Sì, questo è un gilet che è tipico delle zone della Gallura, dei comuni della Gallura, a differenza di quello più logudorese, come ad esempio quello di Chiaramonti, che si abbottona invece sulla parte superiore della spalla. Invece questo è una foggia che io direi più tarda, cioè più della seconda metà dell'Ottocento che in realtà del Settecento tradizione del canto o della prima metà dalla scuola di Bulzi. Eccolo qua, Bortigiadas. Leonardo Cavilza, Francesco. E adesso pronto il costume di Bulzi. Sì. Due figuranti per Bulzi, è costituito da comune dell'Anglona, quindi vicino di casa. Sì, facciamo parte della stessa unione dei comuni, l'unione dei comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, di cui anche Bulzi. Ecco, la vicinanza, ma si notano già le differenze del costume, quindi proprio anche paesi di pochi chilometri, gli abiti tradizionali cambiano, la cultura cambia, la tradizione cambia. Anche perché bisogna, secondo me, sottolineare che uno degli aspetti più interessanti dello studio etnografico in Sardegna sono appunto i costumi, che forse sono anche l'elemento di ogni comunità, di ogni paese, che meglio rende l'identità stessa del comune. Ogni paese si riconosce nelle fogge, nei colori del proprio costume, poiché proprio si diversifica, riesce a diventare un baluardo, veramente uno standardo del proprio paese, a differenza magari di altre tradizioni, altre usanze che sono invece più. Vediamo velocemente Bulzi. Sì. Il nostro capoluogo di regione. Gli amici che abbiamo con noi stasera ci propongono il costume. Ecco, abbiamo Cagliari, sì. Particolarissimo questo costume. Sì, il costume di Cagliari è in realtà uno dei costumi sardi che ha subito maggiormente l'influenza spagnola nelle fogge e nei vestiti. Ecco, da notare specialmente quello dell'uomo. Sì, l'uomo è particolarissimo con questa, si può chiamare berritta anche se è fatta così in questo. No, lo chiamano subiberoni. Subiberoni, il peperone, certo, che è facilmente comprensibile dal colore e dalla forma anche. Particolarissimo, veramente. Da notare questa sorta di soprabito che copre il figurante, veramente particolare, molto elegante, moltissimo elegante. un costume che ha subito parecchie influenze, però certamente l'impronta spagnola rimane molto forte. Completa l'abito appunto. E anche la donna invece con un colore di contrasto più su un blu, il rosso, il blu, insomma, magari anche da qua che deriva il rosso blu tipo del Cagliari Calcio, di queste cose. Probabile, non ho approfondito, ma probabile. Perché molte volte
le tradizioni ovviamente danno poi luogo ai colori, ai vessilli, cose molto più moderne, insomma. Veramente bello questo costume di Cagliari. Gli amici di Cagliari, salutiamoli, che sono stati toccati purtroppo in questi giorni da un disastro idrogeologico. Forza Cagliari, insomma, dai. Certo, Forza Cagliari sempre. Bellissimo, comunque bellissimo il costume, vedo anche le persone molto interessate e la descrizione della nostra poetessa si sta prolungando, perché veramente è un costume complesso e molto bello. Sai che questo non l'avevo mai visto. Ma in realtà a Cagliari hanno differenti costumi, perché ogni gremio cagliaritano ha poi un suo costume, tipico. Quindi abbiamo anche differenti fogge anche all'interno della stessa città. Particolarissimo, veramente. Guardate questo gilet, sembra quasi leopardato dell'uomo. Sì, veramente particolare. Bellissimo, molto delicato. Bianche e le scarpe in cuoio nero con fibbie d'argento. Lo scialle femminile poi è meraviglioso, questo azzurro così intenso. L'abito si completa con un grande soprabito di panno color caffè detto sugerenicum. Bello veramente. Cagliari e questo costume molto particolare. Sì. Eccoli qua, Cagliari, che si prende giustamente gli applausi del pubblico al passaggio dell'abito di Cagliari. È un comune della e continuiamo con Elmas, vicini di casa. Il costume femminile andiamo ad Elmas. Eccolo qua. Anche Elmas, sia nel costume maschile che nel costume femminile, notiamo chiaramente un'impronta spagnola molto più forte. Tra l'altro i costumi della zona del Campidano e della zona anche del Cagliaritano sono veramente costumi molto ricchi, molto decorati e molto variopinti nei dettagli, nei particolari e nelle fogge, con questi contrasti, il viola, il verde, il giallo, il rosso, veramente particolare. Soprattutto la donna, ovviamente, che è sempre più colorata dell'uomo, e quindi ecco, vediamo anche il nostro Eugenio Bruno della Proloco che dà la donna che sta indossando 3 fazzoletti. Il primo è su Trubanti, che è quello triangolare che raccoglie i capelli. Poi abbiamo su Muncadori, che è quel fazzoletto beige in setta che si nota sotto, e poi lo scialle. E poi abbiamo lo scialle che invece cade ai fianchi della donna. Molto bello, molto particolare questo costume di Elmas, e molto diverso da quello che abbiamo appena visto di Cagliari, proprio, anche se sono, come vedete, vicini di casa. È un po' il discorso che abbiamo fatto prima tra Chiaramonti e Bulzi, ma addirittura sono ancora più vicini Cagliari. Certo, sono proprio praticamente attaccati, eppure la tradizione detta queste regole fantastiche. Vediamo anche l'uomo, molto particolare il suo gilet, con questi colori, il viola, il costume maschile. Su Groppetu è il gilet, quello viola imbroccato con la filigrana. Bellissimo. E via, torniamo su un po' più a nord con Cugliari. Quindi siamo in Montiferru, ci spostiamo nel Montiferru con i colori poi tipici del Montiferru. Certo, vediamo il nero, i costumi. Prego la regia di andare sui costumi di Cugliari per vederne i particolari, per descriverli meglio. Eccoli qua. Beh, stiamo su colori, posso dire, un po' autunnali. Abbiamo questo marrone che prende il sopravvento. Abbiamo la giacca di panno scuro, poi abbiamo delle maniche aperte a 3/4 per tutta la lunghezza. Ecco qua vediamo le 3 signore con questa giacca e queste, che si può chiamare, non è scià, questo è un copricapo, insomma, non è uno scialle vero e proprio. No, è una benda bianca di lino che appunto viene indossata. Molto bello questo contrasto di colori più tenui ma molto sobri, il costume di Cugliari. Maschile con la classica. E andiamo anche sul costume maschile, eccolo qua, che riprende il gilet dell'uomo, i colori comunque della gonna e degli scialli, insomma, della donna, insomma, questo marrone qui. Il costume maschile poi mette in evidenza appunto questa apertura del gilet che è tipica di Cugliari.
e forse deriva da Sugolletto, che era un giustacore di pelle che veniva indossato specialmente nel corso del XVI e del XVII secolo. E Cugliari che sfila davanti a noi, davanti al pubblico qui a Chiaramonti. E continuiamo con i nostri paesi, siamo arrivati Elini, ho detto giusto Simone? In Ogliastra qui. Pensa che è il comune forse il più piccolo di Sardegna, uno dei più piccoli, stiamo parlando di 600 abitanti circa. Sì. Quindi, Elini, eccolo qua. Qui abbiamo la donna a rappresentare Elini, insomma il costume. Sì, un comune molto piccolo in Ogliastra, in provincia di Nuoro, però da notare, nonostante sia un centro così piccolo, il costume ha un proprio costume, ha un costume che è proprio, che è veramente un costume ricco, un costume caratteristico, tipico, che riprende i colori. Eccolo qua, del paese Elini con questo rosa, lo scialle sul marroncino molto bello. Sì. E continuiamo con una il gonna bono. in Tibet, tra l'altro. E come il bono. Il bono. Sagra delle olio e dell'olive, mi ricordo qua se non sbaglio, perché l'enogastronomia è importante. Certo, è un punto fermo in Sardegna. È un punto fermo, quindi grande paese. Il bono, d'Ogliastra, anche il bono. Sì, anche il bono. Eccolo qua il costume. E qua vediamo, ecco qua un pochino abbiamo nelle donne un copricapo in panno rosso con un bordo in pizzo, un fazzoletto, sempre in panno rosso bordato di nero. La classica camicia che è di cotone bianco, ha il bono, non di setta invece, qua di cotone. Abbiamo la gonna e abbiamo sempre il pizzo, vedo almeno una donna porta questo pizzo, diciamo d'ordinanza, questo pizzo da costume elegante, il grembiule che avevi detto prima, un grembiule un po' particolare, non è un girocollo da con del pizzo, poi vedo anche una chiusura appunto smock nel petto. Non avendoci detto preventivamente quale variante caratteristico. Il costume dell'uomo vedo sempre che riprende ovviamente le linee, il colore anche di quello della dama, diciamo, e qua un po' il rosso, un giacchino a doppio petto, abbiamo delle maniche lunghe aperte all'interno delle braccia, così per far in qualche modo sfogare questa ampiezza della camicia, questa voluminosità della camicia che viene indossata sotto il giacchino. Il gilet, questa striscia rossa sul gilet dell'uomo va a riprendere poi il fazzoletto femminile. Certo. Viene veramente ripreso. Vediamo meglio queste giacchette differenti dell'uomo, quindi vediamo in velluto nero con bordi rossi. Costumi che comunque cambiano anche all'interno dello stesso paese, diversi figuranti come spiegavi prima, che abbiamo visto. Certo, varia in base al ceto sociale, può variare anche in base alla professione, poi chiaramente varia anche in base all'uso che se ne faceva. Eccolo qua il bono che sfila davanti al pubblico di Chiaramonti, Costumes e Costumanzias 2018 in diretta da Chiaramonti. Continuiamo con la nostra sfilata perché qua i costumi vanno uno via l'altro, infatti siamo già a Ittireddu. Siamo a Ittireddu, sì, quindi stiamo tornando in Logudoro. Quello maschile c'è poco da dire, è un costume tipico delle zone del Logudoro, con un gilet a doppio petto, un cinturone, un gonnellino, i calzoni che vanno nelle ghette, quindi copricalzari, la berrita che ricade appunto nella parte posteriore del capo, il classico abito maschile logudorese. Interessante invece quello femminile, dove non abbiamo dei lacci nel davanti, come dei nastri nel davanti come in quello che abbiamo visto ad esempio di Chiaramonti, ma abbiamo un'apertura a V sul davanti del busto femminile, con una serie di nastri, di lacci che vanno a chiuderlo, quindi è un busto che in qualche modo incornicia maggiormente i fianchi della donna.
Tra l'altro il busto è forse l'elemento del costume sardo femminile che risalta in modo particolare le figure e le forme della donna, ne mette in risalto sia il seno sia i fianchi, quindi complimenti, grazie. aveva questa duplice valenza. Poi era anche una componente ergonomica, ortopedica, poiché manteneva rigido il busto e permetteva alla donna di svolgere le faccende domestiche bellissimo. Ecco qua che sfila proprio davanti a noi l'abito di Tiredu, che continua il suo percorso tra le vie e per le vie del centro storico di Chiaramonti. Noi siamo all'Anusei, torniamo in Ogliastra. Torniamo nuovamente in Ogliastra, una partecipazione quest'anno dall'Ogliastra veramente numerosa, devo notare. L'Anusei, che è appunto forse possiamo dire il capoluogo d'Ogliastra, che è il comune più popoloso di quella zona della Sardegna. Qua Simone vede una differenza tra quello dell'uomo e del ragazzo, oppure sono due costumi sempre da uomo ma di differente foggia, diciamo? No, sicuramente sono due costumi da uomo di foggia differente. Quello che naturalmente va sottolineato è che certamente il costume che indossa il ragazzo è un costume più recente, mentre il costume che indossa l'uomo più adulto è un costume, a mio dire, più del XVIII secolo o della prima metà comunque del XIX. Quello maschile invece è più del secondo Ottocento, o magari anche del primo Novecento. Io vedo bellissime le camicie delle dame, Simone, veramente una lavorazione molto particolare. Sì. Abbiamo una pettorina a pieghettine veramente caratteristica, con una serie di pizzi. L'Anusei, eccolo qua, bellissimo. Bellissimo l'Anusei, e continuiamo con l'Ozzorai, due figuranti da l'Ozzorai. Torniamo con i colori rosso accesi, vedo, per il costume maschile e un grande scialle di un rosso diverso però per la dama. Sì, siamo quindi sempre in Ogliastra. Veramente caratteristico anche il gilet maschile, questo rosso così vivace, così acceso, molto particolare. Corpetto con maniche lunghe, molto bella anche la camicia della dama, i gioielli che vanno a contornare sia il collo della dama che quello dell'uomo, sempre con queste camicie stile coreano che vanno a chiudere con questi bottoni, con questi gioielli. Il panno che indossa la ragazza è samantilla, la mantella, infatti è proprio ricade proprio sui fianchi della donna, le incornicia il volto e copre anche la parte posteriore del capo. Bellissimo questo costume di l'Ozzorai, eccolo qua che sfila l'Ozzorai. Andiamo adesso in continua la nostra sfilata. Magomadas, motto per la coltivazione dell'ottima malvasia, questo eccolo qua, come ricordano le speaker dal palco, l'ottima malvasia di Magomadas. Mamma mia, vabbè, descrivi il costume, va? La malvasia ci penso io. Ci pensiamo nel post sfilato. Eccolo qua. Quindi siamo in Planargia. Abbiamo un costume femminile con un imbusto blu imbroccato, una moneta, cioè la gonna nera in Tibet, Safalda, il grembiule nero in cottone, questo gilet della donna, un incrocio con quei lacci, bellissimo. Poi è il busto, è simbusto, questo è simbusto, non è un gilet, è caratteristico proprio perché incornicia i fianchi della femmina anche nella parte posteriore. È un busto che veramente la abbraccia del tutto, mentre quello di Chiaramonti è costituito soltanto da due pezzi laterali e poi da nastri sia davanti che dietro. Questo invece incornicia i fianchi della donna. Eccolo qua che lo vediamo un po' meglio in questa inquadratura, il busto femminile, poi il costume maschile in due versioni anche qui, Simone. Sì. Vedo qua molto sobrio questo costume maschile, ma anche la donna nel suo complesso ha un busto bellissimo, veramente diagrammato in un modo spettacolare, veramente lavorato poi finemente. Poi c'è la semplicità del vestito e l'intarsi di questo busto, ma comunque bellissimo, veramente rimane in questo contesto. Bellissimo costume di Magomadas. E andiamo molto vicino
a 6 km, andiamo a Martis. Da Chiaramonti, certo, 6 qua, km da noi. Di casa di Martis, il costume di Martis. Da notare la somiglianza del costume di Martis con quello di Chiaramonti. Il colore, come stavo dicendo poco fa. Io noto subito il cinturone, diciamo, dell'uomo. Sì, è quasi uguale. Il cinturone è molto bello, anche se naturalmente è successivo, credo di fine 800. Dici un po' più avanti? Sì, diciamo i primi cinturoni erano di pelle semplice. Nel costume di Martis, che va sottolineata, è la gonna savaldetta, una gonna di metà 800 che è unica in tutta la Sardegna, ha alla base una greca intrecciata di corallini neri e oro, con una balza blu sottostante, che è veramente tipica di Martis, particolare, e si differenzia da tutti gli altri paesi dell'Anglona. Qua la vediamo un po' più per intero, anche se un po' se riusciamo a inquadrare la gonna e soprattutto la balza della gonna, magari. Di velluto rosso, particolare anche questo costume. Il velo molto pronunciato, semplice. Il costume dell'uomo invece è il costume tipico lugudorese, è praticamente identico a quello di Chiaramonti proprio. Quindi vedremo se altre parti del Lugudoro con questa tipologia di costume per l'uomo. È una tipologia tipica proprio del nord Sardegna, della zona specialmente del Lugudoro. Quello che invece cambia sia nelle fogge sia nei colori è quello invece femminile. Quello femminile è quello che veramente caratterizza ogni paese, ogni comunità. Veramente bello. Anche il modo di tenere il fazzoletto appunto è molto simile, sciolto così che ricade sulla parte posteriore con un lembo, invece in quella anteriore è appunto molto simile a quello di Chiaramonti, come di Perfugas, dei paesi vicini. Eccolo Martis che continua la sua sfilata. E via, torniamo giù. Campidano di Oristano, se non sbaglio, a Milis. Dico bene, Simone? Siamo a Oristano, siamo a Milis, e quello che veramente subito dà all'occhio è il grembiule della donna, safardetta la chiamano appunto, di raso o di tulle sempre nero, con queste rose dorate. Come si dice cappello dell'uomo? Lo chiamano berrito. Scusa, no, figurati. Un po' particolare, sembra quasi una bandana che ha insieme alla berritta. Sì, è piegato in maniera particolare, ecco, lo stanno dicendo adesso, arricciato appunto sul capo, a differenza di altre berritte che invece vengono lasciate appunto. Certo, quindi la berritta può essere lasciata sciolta, ripiegata una volta o addirittura due, come abbiamo visto prima. Può essere ripiegata più volte, posta magari sul capo, oppure può ricadere nella parte posteriore del capo, oppure ricadere, alcuni la indossavano anche lateralmente, cioè cadere a uno dei lati del capo. Eccolo qua che passa. Paese nel centro dei Meiloghi, via Mores, alle pendici del Monte Santo. Meilogo. Beh, io lo ricordo un po' anche per l'autodromo. Scusa, se io sono un po' più futile di te, certo, che sei più storico tradizionalista. E qua abbiamo anche prima immagine, questo tocco di grano che mi viene di Mores, è il campanile di Mores è veramente stupendo. Pensa che è il campanile più alto di tutta la Sardegna, proprio ben 46 metri. Proprio un figo, io l'autodromo, tu riconosci subito le cose storiche fantastiche. È il simbolo. Meglio che parli tu, vai coi costumi, vai. Vediamo questi costumi fantastici. Ricamato, che si ripone sui fianchi. Il costume femminile per assottigliarlo. Molto questo sobrissimo, questo devo dire. Sì. Con questo corito, questo appunto gilet femminile ingranato con dei ricami floreali noto. Abbiamo poi nel polso una serie di asole con dei bottoni che vedo sporgere. In questo caso credo che siano bottoni d'argento. Di panno nero. Anche i bottoni variavano, c'erano bottoni d'oro, bottoni d'argento, addirittura chi non poteva permettersi i bottoni d'oro o d'argento utilizzava bottoni di latta, era diciamo un metallo dei poveri. L'effetto metallo, certo, pur di non rinunciare al costume, a indossare il costume.
sempre costumi da festa naturalmente, questi sono costumi o da gala o da festa o da sposa, anche perché appunto abbiamo detto erano poco funzionali per le mansioni di tutti i giorni, certo non si potevano svolgere le mansioni domestiche con i bottoni ai polsi o appunto o sugorito. Anche se penso che forse quello davanti di costume sembra più quello diciamo dei tutti i giorni, mentre dietro lo vediamo più elegante. Sì, ecco, adesso lo vedo come la differenza di Chiaramonti che hai detto sì, prima. sì, ecco, adesso lo vedo quello che invece indossa l'altra donna è chiaramente un abito, infatti ha in mano delle spighe di grano, che è un costume tipico da contadina, di tutti i giorni, è un costume di tutti i giorni, senza, da notare a differenza di quello a fianco, senza il gilet, senza appunto il sugorito, è vero, ma semplicemente col busto. Anche a Chiaramonti, ma più o meno in tutto il nord Sardegna, per andare in campagna, per svolgere le mansioni domestiche, ci si vestiva esattamente in questa maniera, soltanto con il busto. La differenza era nel busto, che al posto di avere soltanto le parti fisse lateralmente, era unico e abbracciava anche la parte posteriore. Perfetto. E via, ora siamo a Nughedu, San Nicolò. Sì, altro costume. Sempre il logudoro, anche se il logudoro orientale, ecco, ripeto, il costume maschile è tipico del logudoro, lo ritroviamo veramente, cambiano i colori, ma ecco, le parti principali sono quelle, si indossano esattamente nella stessa maniera. Il costume maschile riprende molto, come avevi detto prima, del costume maschile della zona del logudoro, eccolo qua che vediamo, che riprende queste fattezze qui. Verità molto pronunciata, lunga, che cade sulle spalle, vedo. Sì. E qui invece vedo il corpetto della donna molto più... Un corpetto è imbroccato, è staccato, chiuso con, si vede, dei nastri viola. Tutti gli abiti del logudoro, la berritta in orbacce, questa grembiule classico, solitamente con la donna la gonna ricamata, broccato di seta, forse sì, credo che sia broccato di seta, una gonna con una passamaneria nella parte inferiore. Giornaliero nero in velluto con doppia chiusura di bottoni, di Nughedu, San Nicolò. Non ce l'avete, no? Avete quello giornaliero, quindi. E intanto vedo anche dal palco mentre descrivono fanno anche le domande ai figuranti. C'è sempre da imparare. No, è veramente una sfilata molto molto interattiva. Ecco, c'è questa interazione fra chi sta descrivendo i costumi e i figuranti. Sfilata interattiva qui a Costumes e Costumanzas, amici. Ricordiamo che comunque noi siamo qua in diretta streaming e la sfilata sta continuando e poi stasera ci saranno i festeggiamenti perché i costumi faranno il giro del paese, poi torneranno qui in piazza e inizieranno i balli, le danze fino a notte fonda. Quindi per gli amici che sono qua vicini a Chiaramonti vi aspettiamo. Continuiamo con i costumi, Simone, e andiamo a un altro vicino di casa. Un altro vicino di casa, andiamo a Nulvi, un costume Gran Anglona, la salsiccia di Nulvi. Certo. Io sai che io non l'enogastronomia, scusate amici, ma prego per il costume. Risalta per la ricchezza delle fogge del costume di Nulvi. Questo coritu credo che sia in questo caso in terziopelo, veramente particolare, con numerosi ricami, numerose decorazioni, una serie di bottoni che procedono dal gomito fino alla manica, appunto delle tre ragazze. Qui forse, Simone, rimaniamo fino a notte a descrivere, perché vedo 3 costumi di 3 dame davanti, dietro abbiamo un altro costume, dietro abbiamo altri costumi, forse sembrano per altre occasioni. Certo, infatti il costume, quello che vediamo in fondo è il costume da vedova. Quando si procedeva al lutto, appunto veniva indossato questo costume. Ecco, lo stanno appunto dicendo adesso, era un costume a sattito, ecco, esatto, quando si doveva procedere al lutto, quindi in occasioni di sofferenza. Quello che vedete sulla testa della ragazza non è, come si potrebbe pensare, un fazzoletto o parlando sempre dell'ultimo. Sì, dell'ultimo, quello da vedova. È in realtà la gonna che veniva rivoltata sul capo, appunto. Ovviamente quello in fondo tutto a destra, diciamo, quello tutto nero, l'abito da lutto. No, quello in fondo a sinistra, eccolo lì, si vede quello in fondo a sinistra. Quella ragazza che mantiene con le mani appunto la gonna, perché è una gonna. C'è lo stesso c'è del bianco all'interno del costume. Pensavo quello di fianco fosse quello a lutto, quello tutto. Anche quello di fianco, anche sono quello di due fianco. comunque. Sì.
Molto belli, molto bella la varietà, comunque i primi che hai descritto, guarda qua. Infatti proprio il costume da vedova che appunto abbiamo visto lì a sinistra, ecco, lo vediamo qua dietro a quello, esatto, dietro questa ragazza, adesso non si vede nell'inquadratura, però con questo bicromia del bianco e del nero, questo contrasto particolare, perché abbiamo del bianco all'interno della gonna e lo scuro esterno, ha fatto sì che venisse attribuito alle donne nulvesi l'attributo di rondinelle, proprio per questo, sì. Certo, che riprendono i colori delle rondini. Calzone, anche nel corpetto. E qua vediamo ancora questi corpetti veramente fantastici. Guarda anche questi penduli, sono dei gioielli, delle cose bellissime. Sì, sono i bottoni, sono tutta la serie di bottoni legati incastrati nelle asole. Bellissimo, costume di Nulvi, devo dire che poi è qua con una rappresentanza con questa varietà di costumi veramente bellissimo. Mi fa molto piacere che i costumi davanti della sposa sono originali, non ricostruiti. E questo stavo dicendo una cosa molto interessante, che i primi tre costumi che avevamo di fronte erano costumi originali, cioè costumi dell'Ottocento, quindi proprio i costumi originali restaurati. Benissimo. Eccoci invece a Orosei, il Golfo di Orosei, in baronia, quindi ci spostiamo. Il costume maschile di Orosei è veramente caratteristico, tipico, lo rappresenta. Di Orosei naturalmente ricordiamo anche i tenores, conosciuti in tutta la Sardegna. Molto particolare, eccolo qua, vediamo meglio il costume maschile con questi colori a contrasto, questo rosso, questo blu. Sì. Abbiamo un copricapo che è la classica berretta nera che viene ripiegata sul capo. E qua vediamo anche il costume della donna, molto bello, molto particolare. Torniamo a una gonna colorata. Sì, la gonna è detta savardetta ed è plissettata nella vediamo se riusciamo, eccolo qua che lo vediamo, il costume della donna. Questa gonna, qua abbiamo gioielli, abbiamo tutto, un velo bellissimo. Sì, veramente particolare. Con nastro di colore viola. Ecco, parlano del zuzzone, cioè il corpetto, veramente particolare. Si notavano nell'inquadratura precedente appunto i nastri che vediamo se abbiamo ancora l'inquadratura precedente un attimino per vedere veramente questo costume della donna che è spettacolare. Colore bianco, in pizzo classico o in tulle con fiori ricamati. Ecco qua intanto continua la descrizione dei costumi di Orosei, è veramente colori ancora differenti dall'ogliastra, scusa, ho sbagliato, no, siamo da Nulvi, sì, dalle baronie. Sì. Vorrei mai sbagliato. Vabbè, sono andato un po' più sotto. Sono andato un po' più sotto. Ecco qua che torna il costume che stavamo descrivendo. Da notare il nastro che lega, appunto, che mantiene questo corpetto sotto il seno della donna. I bottoni che chiudono la camicia nel colletto, appunto con questo pizzo sia nel colletto della donna che vedo anche nelle maniche, veramente ricco, veramente particolare. Molto particolare il costume di Orosei, signore. Sì, infatti la descrizione è molto lunga di questo costume perché e ci sono sempre le domande che si chiedono ai figuranti. Qua siamo a casa, signore, qui siamo in famiglia. Eccoli qua. Bellissimo il costume di Orosei che ci passa davanti e continua la sua sfilata. Andiamo a Ossi allora. Andiamo a Ossi, nella regione storica del Coros. Sì. Ossi vicino a Sassari. Chiaramente l'abito maschile è ripeto, il tipico logudorese, solo che questo non ha soltanto il gilet ma anche Zugapottino, che veniva indossato sopra il gilet, realizzato in orbace, appunto con un cappuccio che ricadeva nella parte posteriore. Eccolo qua, lo vediamo. Si nota il doppio petto con la doppia fila di bottoni, queste asole orizzontali veramente molto più larghe rispetto a quelle degli altri costumi logudoresi. È ornata con pizze di canna. E la donna torna con queste sfumature viola, nero decorato con motivi floreali. Il costume di Ossi, sempre bianca, con maniche larghe e polsini di impizzo,
Qua il nero e il viola veramente la fanno da padrone nel costume tipico di Ossi. Un abbinamento veramente particolare, veramente delicato anche. Molto elegante. Notiamo questi bottoni che indossa la ragazza, veramente bottoni molto grandi che chiudono la camicia, appunto. I bottoni erano un simbolo apotropaico che appunto andava a indicare una prosperità della donna. Molto bello e molto sobrio questo costume di Ossi. E vedo questo velo, ecco, vediamo sotto, è lo stesso componente, è sempre il velo che fa questo giro sotto il collo o abbiamo sotto un altro fazzoletto? Abbiamo un fazzoletto, abbiamo un mucadore, cioè un fazzoletto che incornicia il viso della ragazza, e poi un altro invece fazzoletto che è noto delle spille, dei fermagli che lo tengono unito a quello sottostante. La cintura dell'uomo solo in pelle, con un gigi inciso. Sì, è una cintura molto particolare, in pelle, decorata, veramente caratteristica. Senza troppi sfarzi, giusto in cuoio. Ed ecco il costume di Ossi che passa, bellissimo, bellissimo. Torniamo in Logudoro ad Ozieri. Ed eccoci qua. Caro Simone Ozieri, famoso per il suo premio letterario Città di Ozieri, fondato da Tonino Ledda nel 1956. Ozieri, patria veramente della letteratura sarda, dove ogni anno si ripete questa manifestazione, questo premio letterario importantissimo. Io scendo più in basso di quei sospiri, i dolci di Ozieri. Certo. Scusate ragazzi, io sono sempre legato. No, per carità, ci vuole anche quello, chiaramente. Vediamo un po' di costumi, dal ragazzo all'uomo alla donna, insomma, abbiamo anche qua delle particolarità molto interessanti. Sì, poi abbiamo anche due gilet maschili con due differenti colori, quello che in primo piano indossa un gilet rosso, mentre quello che invece risulta in secondo piano, anche il ragazzino, hanno un gilet invece verde, quindi due tipologie, due colori differenti di gilet, anche se chiaramente le componenti sono esattamente le stesse, doppio petto con due parti che si sovrappongono e appunto una serie di asole, una serie di bottoni. Sempre una cinta in cuoio, sì, sempre sobria, la classica, come quella che abbiamo visto prima di Ossi. Azzurro che non abbiamo. Certo, costume tipico del Nord Sardegna, ripeto, veramente cambiano i colori, ma le componenti del costume maschile sono esattamente le stesse, più o meno in tutta la Sardegna. Può essere corallo quello che vedo al collo della seconda donna, può esserci questa unione con il mare. Sì, questa è una collana di corallo, ma più che unione con il mare, diciamo, il corallo era diffuso un po' in tutta la Sardegna, anche a Chiaramonti c'erano ragazze che indossavano gioielli appunto di corallo, era abbastanza diffuso. Ed eccoci qua, torniamo in Barbagia, giusto? Sì. Montacuto per la precisione, la subregione della Sardegna con Pattada. Chi non conosce i coltelli, ragazzi, le patadesi. Se ti ho parlato prima di vino, di salumi e tutto, vuoi che non conosco il coltello per tagliare la salsiccia di nulla? Certo, è tutto correlato, chiaramente. Ma andiamo subito ai costumi, perché qua vedo un'esplosione di colori nel costume della dama, bellissimo. Veramente bellissimo. Il costume femminile con un mucaloru, cioè il fazzoletto. Poi abbiamo una camicia venedetta suentone ricamata nel collo, poi abbiamo un simbustu, che è il busto di broccato di vario colore. Poi quello che veramente mi colpisce particolarmente è quella ragazza di destra che indossa veramente un coritto, cioè un gilet aperto, veramente caratteristico, particolare, coloratissimo. Pazzesco, veramente, ma riprende, ma va a finire fino sulle mani, cioè un gilet fatto anche alle mani. Non è soltanto che ha la particolarità, ecco, si vede molto bene in questa inquadratura che è aperto, ecco, è aperto in corrispondenza del bicipite, diciamo, della particolarissimo, quindi sotto la camicia bianca e sopra per rendere proprio questa sontuosità, questa maestosità
particolarità della camicia, questo gioco appunto della camicia. Questo gilet è bellissimo, il gilet che si chiama veramente non voglio sbilanciarmi, ma forse è il più bello che ho visto fino adesso. Sì, no, veramente un costume stupendo, molto bello. Pattata, sì. Anche l'abito maschile molto particolarissimo, coloratissimo veramente, tipico di Pattata. E torniamo in Anglona e ritorniamo nel nostro vicinato, vicino a Chiaramonti ancora, a Perfugas. Andiamo a Perfugas, sì, un comune che fa parte anch'esso dell'Unione dei Comuni dell'Anglona. È una ricostruzione. Ecco, si nota già in questa inquadratura la ragazza che indossa un coritu rosso, ripeto, Perfugas come Chiaramonti, come Martis un po' si accomunano per il colore, per la gamma di colori del vestito. Forse la prima ragazza ha un abito di lutto possibile, fatto in questo modo, nero con eccola, sì. Quindi abbiamo questa diversità e abbiamo comunque altre due dame differenti. Da notare anche come si indossa il fazzoletto, mentre ad esempio a Martis o a Chiaramonti viene fatto ricadere semplicemente nella parte posteriore del capo, ecco che qua invece è indossato legandolo appunto sotto il mento, così ad incorniciare il volto della ragazza. Beh, comunque bravi anche questi figuranti che anche a livello di emozioni riprendono la fierezza di questi paesi e di queste tradizioni. Certo, quello maschile invece è tipico, ripeto, costume nelle zone del Logudoro è praticamente identico a quello di Chiaramonti. Abbiamo anche l'organetto qui che accompagna questi costumi, e organetto che insomma è l'organettista Gioele di Perfugas, anche lui. Quindi abbiamo anche dei musicisti che coltivano anche non soltanto quindi le fogge, gli abiti, ma anche la musica, perché ricordiamoci che l'etnografia in Sardegna abbraccia non soltanto il costume ma anche la danza, anche la musica, fa sempre parte della tradizione e delle caratteristiche di ogni territorio. Benissimo, e continuiamo con Porto Torres, vedo, quindi altra città importante del Golfo dell'Asinara. Sullo stile degli unici cappi e qui iniziamo a vedere delle differenze un po' sostanziali. Certo, sono quei costumi direi tipici delle zone di mare, questo fazzoletto azzurro, ma anche la gonna della donna azzurra è un chiaro riferimento al mare e ai colori del mare, perché ripeto ancora, ogni costume si rispecchia nei colori, in quelle che sono anche le colorazioni autoctone del paesaggio, magari della macchia, magari appunto del mare o delle rocce o delle montagne. La prima berretta del primo uomo che vediamo qua di fianco alla bambina è molto particolare, sembra quasi di origini saracene, sembra quasi un turbante più che una berretta classica. Sì, veramente, probabilmente riprende da queste tradizioni qui, probabilmente. Ecco, qua vediamo la donna invece con questo scialle fazzoletto azzurro, come diceva Simone prima, che riprende proprio i colori del mare, molto particolare, semplice, un colore unico legato attorno alle spalle, attorno al collo. Sì, anche qua la presenza del doppio fazzoletto, abbiamo un fazzoletto che incornicia il viso e poi un altro il costume di gala che invece incornicia il viso e viene legato in corrispondenza della parte inferiore del collo. Ecco, vedo esempio rispetto a quello di Pattata prima, che era un'esplosione di intarsi, di colori, questo molto più semplice, questo più sobrio, sì, molto più sobrio, molto più semplice, tipico delle comunità di pescatori, perché ricordiamoci che poi Porto Torres appunto l'attività principale, specialmente nel corso dell'Ottocento e del Settecento, era la pesca, quindi anche il grembiulo vedo, sembrano grembiuli più pratici che sfarzosi, quindi sì, sono chiaramente costumi che meglio si adattano alle mansioni di tutti i giorni, specialmente quello della ragazza, della donna in secondo piano di sinistra è chiaramente un abito, eccola qua, sì, perfetto, grazie alla regia, è veramente un costume di uso quotidiano di tutti i giorni, tranne per l'elemento dei bottoni, però il resto è chiaramente un vestito
che si indossava per le mansioni e anche a livello di gioielli come i bottoni così non c'è un'esagerazione, cioè no, sono veramente molto subili, sì. Abbiamo invece più bottoni nel gilet maschile, eccoli là, al posto di averli, ecco, molto particolare questo fatto che al posto di possederli la donna, ecco che invece sono nelle maniche dell'uomo. Quindi vediamo bene proprio spuntare da cosa che tra l'altro non è soltanto di Porto Torres ma anche di Sassari. Ad esempio nella collezione Cominotti, di Giuseppe Cominotti, che illustrò appunto alcune scene di vita quotidiana a Sassari e costumi di Sassari nell'Ottocento, appunto abbiamo questi bottoni nel gilet maschile. E sicuramente questo costume maschile in primo piano, eccolo qua, lo vediamo, è sicuramente più ricco di quello dietro forse, anche se anzi sembra anche un po' differente, come ho detto prima, un po' una cosa Sarace che riprende molto, questo è molto bello, molto bello. Da notare poi la chiusura del gilet maschile non si chiude nella parte superiore della spalla, ma bensì si chiude nella parte inferiore, quasi in corrispondenza dell'articolazione. Così. Bellissimo, Porto Torres, molto bello. San Basilio. E noi continuiamo con San Basilio, paese che si apre verso la piana della Tregenta. San Basilio, Tregenta, altra grande subregione della Sardegna, regione. Costume femminile abbiamo un cadori, un fazzoletto di setta, poi uno sciallo, su sciallo lo chiamano appunto, con questi ricami floreali veramente particolari, veramente tipici appunto. Bellissima poi la gonna della ragazza in primo piano, una gonna che sicuramente imbroccato credo. Il corsetto di broccato rosso o verde. Sì, come stanno dicendo anche le nostre colleghe poetesse dal palco che stanno illustrando i costumi a tutti i presenti, ce ne sono veramente tanti quest'anno nella parte posteriore centrale. Continuiamo noi però a vedere questi costumi. La camicia, questa camisa di tela di cotone bianca, costume panno maschile molto simile. Da notare poi il costume maschile su groppetto, cioè il gilet che ha questa scollatura triangolare o rotonda ed è un gilet diciamo più vicino a quello dei giorni nostri, non ha questa doppia bottonatura ma è un gilet semplice con un'unica fila di bottoni che si abbottona al centro. Alla berretta Deobraci, c'è un costume dietro maschile, ha qualche riporto in cuoio sembra sul gilet. Qua abbiamo quello, il gilet, quello di Freco, quello dietro vediamo dei riporti in cuoio. Da notare poi la decorazione del colletto anche della camicia sia maschile che femminile, questi pizzi veramente il gilet su groppetto, il gonnellino e anche in questo caso le pieghettine nella camicia sia maschile che femminile. Che passa sotto il cavallo, la berretta ripiegata più volte, un paio di volte, quindi più e poi bloccata, fermata appunto nella parte posteriore del capo, sommitale anzi più che Prego San Basilio. Ecco San Basilio che continua la sua sfilata. Paese in provincia di Nuoro, nella Barbagia di Ololai, San Basilio, alle pendici del Monte Gonare. Sarule. Abbiamo Sarule, eccoci qua. A questo punto direi il paese di Salvatore Sini, l'avvocato Salvatore Sini, cioè lo scrittore ecco lo stanno dicendo infatti anche adesso, Adioso, cioè Non poto riposare, famosissima non soltanto in Sardegna ma conosciuta un po'. Hai strappato le parole di bocca, sai che io sono più, tu sei più quello storico e tutto, io invece tra enogastronomia e altre cose mi interesso molto. Comunque vediamo questo veramente bello costume di Sarule, Barbagia di Ololai, siamo qua. Sì, quello che spicca subito è l'imbusto femminile, il corpetto decorato sul davanti con questi motivi floreali che è in broccato. Poi un'altra cosa che risalta è Savarda, cioè il grembiule di seta che in questo caso è viola, ornato nella parte inferiore con una serie di ricami floreali, veramente caratteristico e particolare, molto molto bello. Ecco da notare appunto, come dicevo, i ricami floreali nel corpetto, bellissimi, veramente. Un altro corpetto molto, come dire, molto voluminoso, perché va a prendere anche qui le maniche, un po' come quello che abbiamo visto a Pattana prima.
Anche se mantiene questa sorta di apertura nella parte, è chiuso soltanto nella parte posteriore da un piccolo gancetto. Molto sfarzoso il corpetto, invece il velo della donna molto sobrio, un colore tipico fazzoletto chiuso appunto sotto il mento per andare a incorniciare il viso della ragazza. Senza scialli, senza nulla, mentre l'uomo abbiamo il ritorno del rosso, questo contrasto tra il blu e il rosso, e un gilet un po' particolare, anche lui molto ampio. Sì. Ecco, questa è appunto nella parte inferiore del gilet maschile, questa apertura che dà una certa voluminosità appunto al gilet maschile, una certa sontuosità. Molto bella anche la camicia, vedo sotto dei ricami sulla parte finale del torsino. Poi in particolare anche le bordature del gilet, queste bordature rosse che contrastano molto bene invece con il colore blu scuro del gilet. Eccolo qua, l'uomo e la donna di Sarule, Barbagia di Ollorai, ragazzi, bellissimo. E continuano la loro sfilata, stupendi questi costumi, veramente, eccoli qua. Sarule che passa davanti al pubblico. Andiamo a Sedini invece adesso, Sedini che è lo stesso, è un nostro vicino di casa. Eccolo qua in squadriglia, sono venuti con una corposa formazione, addirittura sono più di una decina quasi, bellissimi. Veramente bello il costume di Sedini. Anche qua abbiamo il viola che domina nel costume femminile, mentre quello maschile c'è poco da dire, è il classico costume appunto tipico questa zona dello sempre molto simile. Ecco qua, guardate, Sucuritu è spettacolare, è meraviglioso, poi queste maniche così aperte con questo pizzo che terminano con una certa voluminosità veramente stupende. Da notare poi le collane di corallo che arricchiscono e devo dire anche si intonano veramente al coritto, cioè al gilet femminile della donna, veramente particolare. Molto bello anche lo scialle. Lo scialle, il fazzoletto particolare. Abbiamo già descritto abbondantemente perché ha sfilato prima di voi, per cui eccoli qua in vi ammirano, formazione completa. Bellissimi, aggiungo anche i ricami nel grembiule della prima donna, che è appunto in primo piano, anche quella che è in secondo piano. Bellissimi questi ricami. Bellissimo. Eccoli qua, Sedini che sfilano al confine con la Planargia. Bellissimi costumi di Sedini, venuti qui con una formazione è composto dalla camicia molto corposa. E noi continuiamo, perché qua abbiamo invece due figuranti dove arrivano da Simone, da Senariolo. Eccolo qua. Eccoci qua a Senariolo, Montiferru, sì, in provincia di Oristano, quello uno dei più piccoli paesi dell'isola, mi dicono circa 200 abitanti. Hai visto? Però fa parte dei borghi autentici d'Italia, è una catena di borghi. 200 abitanti, ma devo dire un costume meraviglioso, anche se pochi, ecco, veramente spettacolare questo costume. Quello che veramente mi dà all'occhio è questo scialle è veramente sontuoso, con queste decorazioni viola sul nero, veramente bellissimo. Questo ricamo spettacolare, devo dire, dello scialle, veramente un ricamo spettacolare. Andiamo in Romangia, bellissimo veramente. Noi continuiamo perché i costumi sono ancora parecchi. Torniamo a Sennori, eccoci qua. Una delle formazioni storiche che sfila non soltanto alla cavalcata sarda, ma anche alla Sagra del Redentore e a Sant'Efisio, quindi veramente un gruppo storico che fa parte da anni del folklore sardo. Che costumi, Simone, ma descrivimi un po' questo, guarda che roba. Il copricapo è veramente particolare, bellissimo. Pensa che è formato ben da 4 fazzoletti, sono 4 fazzoletti sovrapposti, veramente meraviglioso il copricapo di Sennori, che è famoso in tutta la Sardegna proprio per questa sua caratteristica. Eccolo qua, veramente spettacolare, decorato, ornato, una camicia in velluto ricamata su spettacolare, ben 4 fazzoletti. Questa è un'opera d'arte, questo sì.
Tra l'altro ci vuole anche molto tempo a allestire un fazzoletto del genere sul capo delle ragazze. Appunto abbiamo le signore di Sennori che impiegano parecchi minuti per poter porre tutta questa serie di fazzoletti, di spille, di fermagli per poter poi bloccarli. Poi le dame dietro altri tipi di veli in testa, uno più semplice, più semplici, certo, che ricadono, quello in secondo piano, che eccolo qua, che ricade sulla parte posteriore del capo, ma bellissimo anche sul Corinto, anche appunto il gilet femminile, meraviglioso. Aumentano anche i gioielli. Sì, con questa apertura sempre nelle maniche per lasciare appunto intravedere la camicia e la sontuosità della camicia. Questo corpetto bellissimo, poi questo corpetto con questo accostamento dell'oro con questo granato scuro meraviglioso, in velluto, credo sia proprio velluto. Bellissimo. Ecco, abbiamo intanto l'interazione fra i commentatori e i figuranti, veramente bella questa cosa. Molto... Te l'ho descritta bene, quella con Trina Dorato. Senti, le donne sono spettacolari, sempre, questo in particolar modo, ma diciamo anche un attimo esatto, se no poi magari si offendono qualche parola sui figuranti maschili. Quello maschile invece abbiamo un copricapo lungo, sa berritta tipica, però quello che spicca veramente è questa giacca di velluto rosso a doppio petto decorata con questa tinta dorata, bellissima. Eccolo qua, spettacolare, che riprende un po' anche quel corinto della donna. C'era quel corinto di quella ragazza dorato e granato scuro, anche eccolo qua nel gilet maschile riprendere questi colori. Sennori mi hai conquistato, devo dire, questi costumi. Sennori è veramente dei costumi meravigliosi. Complimenti a Sennori, veramente. E infatti sul palco qua, ecco, anche qua i bottoni che partono dal polso fino al gomito nel costume maschile. Tanti applausi da Sennori, insomma, se lo merita, tutti, sono veramente meritati. E continua Sennori la sua sfilata, e noi invece continuiamo qua nella piazza principale, perché continua la sfilata dei costumi. E adesso abbiamo Serdiana, abbiamo Serdiana. È basata sulla Fiorente. Ecco qua, due figuranti. Veramente bello il costume di Serdiana. Quello che indossa la ragazza è un costume da sposa. Abbiamo infatti, anche se manca del velo, comunque un costume da festa, chiaramente, con questo grembiule in pizzo che ricade. Questo corpetto, questo gilet femminile che invece è rosso, che riprende interamente la gonna. Veramente, ragazzi, se volete farvi un giro a Serdiana, oltre a vedere questi abiti meravigliosi, vi ricordo Cannonao, Monica, Nuragus, Vermentino, Malvasia e Moscato. Sceglietene uno, sono tutti buoni. Fantastica Serdiana per l'enogastronomia, l'enologia soprattutto. Torniamo ai costumi, comunque bellissimi. E quello maschile invece, quello che colpisce è il gilet su groppetto, che è un gilet di velluto nero abbottonato al centro con dei bottoni sardi uniti, eccolo là, si vede i bottoni sardi uniti dalla catenella, eccoli lì. Appunto, questo copricapo che vediamo, questi bottoni con questa chiusura particolare, è tipico del Sul Sardegna questo gilet. Da notare poi anche il copricapo, questa berritta di panno nero con, ecco, lo stanno leggendo proprio adesso, eccolo qua, questo fazzoletto giallo attorno alla fronte, particolarissimo, che incornicia il viso dell'uomo, del figurante. E anche qui forse una berritta più particolare di tutte fino ad adesso, per quanto riguarda l'abito tradizionale dell'uomo. Sembra quella di Cagliari, non so se te la ricordi, su Biberoni, veramente quella è la più particolare di tutte, quella devo dirlo, quella è veramente molto particolare. E chiusa con bottoni come il gilet. Bello, poi naturalmente un classico gonnellino, Sarro dei due, lo stanno leggendo adesso, i calzoni normali, bianchi, in cotone e leghette, che vengono chiamate iscrazzas. Un applauso anche a voi. Eccoli qua che sfilano a Serdiana, un bel primo piano su questi costumi. Chiesi, località del Melogo. Ed eccoci a Tiesi invece. Tiesi. Melogo. L'abito da sole. Tiesi, bellissimo il corpetto femminile.
velo bianco, questo Coritto, questo gilet femminile è veramente spettacolare, molto più voluminoso di altri, chiuso rispetto a quelli voluminosi che abbiamo visto che tendevano ad avere delle parti aperte. Sì, è vero, molto più raccolto, è vero, sì. Anche se comunque in quel poco che si riesce a intravedere è veramente ricchissimo di dettagli, di particolari. Questa camicia è molto particolare, molto decorata con vedo dei ricami anche sullo stesso corpetto, sulla manica, smock, chiusa appunto smock nel girocollo, veramente sontuosa. Chiaramente un costume anche questo da festa, un costume festivo, non chiaramente per l'uomo sembra più sobrio, più da campagna quasi, vero? Sì, l'uomo certamente, io direi... Abbiamo la berretta poi. No, questo no, ma io direi che in questo caso il costume dell'uomo sia più un costume del primo, della fin di fine 800, comunque del primo Novecento, non è chiaramente un costume che si può far risalire al XVIII secolo. Ecco, anche la cintura, vedete, è una cintura normale, tradizionale, cioè contemporanea direi quasi, con appunto la cinghia in ferro. Va bene. Il giubbetto monopetto. Due colori, sì, è più questo interessante però, perché ci rendiamo conto che in questo abito maschile si riesce a comprendere quella che poi è stata l'evoluzione dell'abito sardo nel corso del tempo, quando si è abbandonato quel gonnellino, si è sostituito col pantalone o in orbace o in velluto, specialmente nelle zone della montagna, o in fustagno, e poi il gilet, al posto di essere a doppio petto, che era anche particolarmente impegnativo sia da toglierselo che da metterselo appunto e da indossarlo, è un'evoluzione che il costume ha fatto anche in base a quelle che erano le necessità e le funzionalità che l'abito deve avere. Un comune della provincia di Sassari, in antichità continuiamo con Torralba nei Meilogu. Ho detto bene, Simone? Sì. Beh, Torralba è alba, quindi significherebbe abbiamo dei nuraghi, delle tombe dei giganti, abbiamo un territorio storico incredibile. Noi adesso parliamo di costumi, è vero, però io intanto voglio anche ricordare le tradizioni e quello che ci ha lasciato la storia, l'antichissima storia di tutta la Sardegna e di certi luoghi in particolare come Torralba. Ma andiamo pure al costume di quello che mi colpisce in maniera particolare, così a prima vista, è il fazzoletto della donna, è un velo. Adesso non so se questo sia il costume da sposa, però veramente particolare questo velo bianco, ecco, l'hanno detto adesso, di tulle che indossa la ragazza. Questo Coritto, cioè questo gilet femminile veramente caratteristico, con tutta questa serie di ricami floreali, veramente prezioso, impreziosito poi da tutta quella serie di bottoni legati a quelle asole che procedono dal gomito fino al polso, anche in questo caso. Bellissima questa dama, con questo costume meraviglioso. Il corpetto appunto tipico il busto, voglio dire, il busto tipico di Torralba, con i lacci sia nella parte anteriore che in quella posteriore, come quello chiaramontese, tra l'altro, legato poi da tutta questa serie di nastri. Sulla camicia va messo, che va a risaltare non soltanto, ripeto, il seno della ragazza, ma anche i fianchi. Infatti il busto aveva era l'elemento che aveva, diciamo, quella funzione maggiormente estetica, oltre che funzionale. Di orbace, su Gabbanu, che stasera non vediamo, ma sicuramente ce l'avete. L'abito tradizionale di Torralba, lungo a mezza coscia con un cappuccio. Raffiguranti per Torralba. Bellissima anche la gonna della ragazza sulla destra, rossa e dorata, questa passamanerie, eccola, veramente bella, spettacolare. Bellissimo Torralba che continua. E torniamo in Ogliastra, nuovamente in Ogliastra, e torniamo un centro meraviglioso che è Tortolì. Andiamo a Tortolì. Tortolì, ragazzi. Tortolì, Rocce Rosse Blues Festival, certo. Mi ricorda qualcosa, no? Certo, veramente. Ulurgione, se ti ricorda qualcosa, Simone? A me ricorda molto. Sì. E qui abbiamo una figurante, una dama per Tortolì. Sì, abbiamo un costume semplice con questa camisa, che è la camicia bianca di cotone,
Particolare questo Mukhadori è detta, lo chiamano, questo fazzoletto aperto, è in seta con questi disegni a risalto, in prevalenza a Bordeaux. Ma è quasi un doppio fazzoletto, ne abbiamo uno, sembra uno solo forse, fatto con quell'interno bianco e poi eccolo qua che lo vediamo meglio. Sì, eccolo solo, sì, eccolo qua. Molto particolare, sì. Anche i gioielli sempre presenti in questi abiti meravigliosi. Una bella che si chiama veramente bello. Santa Elena. Notare anche poi il busto con una striscia chiuso sotto il seno con due bottoni, quindi due bottoni sia in corrispondenza del colletto della camicia sia in corrispondenza del busto, a differenza delle altre che vengono chiuse dietro. Molto bello questo costume di Tortoli, molto particolari anche i polsini della camicia le donne che spunta dal corpetto, quelle che riempiamo il cuore, la casa e tutto qua. Eccolo qua, Tortoli. E anche Tortoli ha fatto la sua comparsa qui a Costumes e Costumanzias 2018 da Chiaramonti, ma noi continuiamo perché da Tortoli in Ogliastra andiamo in Planargia, Simone. Sì, andiamo a Tresnurages. Eccolo qua. Da segnalare la caspita, qua vediamo che li colpisce subito è anche in questo caso la gonna della ragazza che viene rivoltata sul capo come quella di Nulvi, delle ragazze nulvesi appunto a lutto. Ecco che qua invece viene posta sopra il capo, ripiegata e posta così, portata con queste due mani appunto che la mantengono sopra il capo. Veramente particolare, sì. Il giro opposto pure decorato con pizza e chiuso da meno decorazioni per questo costume di Tresnurages, ma la particolarità di questa gonna è allacciato aderente, veramente, eccola qua che la vediamo agganciato con polsini abbottonati guarniti di pizzi e merletti, particolare, agganciata anche alle maniche. Sento, rubo qualche notizia dalle nostre poetesse sul palco che stanno descrivendo tutti i costumi qua in diretta per tutti i partecipanti, descrizioni poi molto accurate, devo dire. Molto particolare questo costume di Tresnurages, vediamo anche una diversità tra i due costumi maschili. Non ce l'avete mandata e noi non con i colori del rosso e del nero che dominano. Come si chiama? Ecco il costume un po' più sobrio della ragazza che spiega poi molto scenografico, sì, bello. Forse piace molto questa. Abbiamo visto il primo gioiello nel velo, forse uno dei primi costumi che vediamo con un gioiello nel velo. Sì. Molto particolare. Sono spille, sono appunto spille, fermagli che potevano essere d'oro, potevano essere d'argento, sempre in base alle possibilità. Ma è un po' tipico, diciamo, di tutti i costumi avere queste spille, questi fermagli nel fazzoletto oppure come nella camicia, eccetera. Passiamo all'abito tradizionale maschile. Eccoci qua. La berretta e il giubbone Tresnurages. Rosso magenta. Le nostre poetesse descrivono l'abito maschile è un abito classico, tipico. Vediamo qua il pantalone al posto del gonnellino. Come dicevo, il costume maschile ha subito, è quello che maggiormente ha subito questa evoluzione. Si è abbandonato il gonnellino poco pratico e si è arrivati al pantalone, molto più funzionale, specialmente per il lavoro in campagna oppure per il cavallo. Ecco che fa vedere il corpetto, insomma, il ragazzo. Va benissimo, scusate un corpetto molto elegante. Vi puniamo però, appena arrivate a casa ci mandate subito. Bello anche il costume del ragazzino, l'ho notato solo adesso, in primo piano. E queste ghette, questi copricalzari in pelle, sono i primi che vediamo nel corso di questa sfilata, copricalzari in pelle, veramente particolari. Ed ecco Tresnurages che anche lui continua il suo percorso lungo le vie del centro di Chiaramonti, dopo che si è fatto vedere, eccolo qua in bella vista nella piazza centrale, molto bello, che richiama e andiamo a Trinità, ci spostiamo nuovamente in Gallura. E allora qui andiamo di vermentino, caro Simone, con un bel bicchiere di vermentino, un piatto di zuppa gallurese. Che cosa mi dici di questi costumi qua? Sì, infatti, vero. Nera.
senza ombra di camigiola, dubbio. qual è la Bellissimo camigiola? lo scialle della ragazzina in primo piano, con tutta questa serie di frange che le ricadono appunto nella parte anteriore del busto, dalla quale fuoriesce la veramente camicia. caratteristico. Sul costume maschile L'usipone diciamo poco da dire, si usa invece sulla classico camigiola, costume livello maschile della stampato, Gallura, dove abbiamo c'è questo Un gilet. attimo vediamo la ragazza. Eccola qua, stasera. bellissimo, Tempo perso veramente di spettacolare. Quindi abbiamo un Luce corpetto di quasi a nuovo, gilet calore maschile, di sembra Sì, forse. il gilet femminile è detto Lucileccu, Eccolo là, bello. Lucileccu, Il così in set gallurese in tinta appunto, unita o che stampato, fino con alla lunga vita frangia messo imbroccato sulle spalle e o incrociato invelluto sul in tutta questa davanti. serie di L'uscialdo di seta ricavi. stampata con fiori Veramente- viola o veramente bello. verdi, indossato sopra Uno la scialle testa, appoggiato sulle spalle, su con queste lunghe frange, che c'è molto anche bello. sotto. Ok. Ora vedo nel costume È maschile fermato questa sorta di con cos'è, la un unza tappeto di in capo. spalla, non sembra quasi, è una particolarità, eccolo qua che lo vediamo. Sì, era una sorta, Che richiama ecco, con diremo con lo zaino di queste allora, frange ecco, lunghe, era una ecco. sorta davanti degli scialli, la foggia aveva due tasche gallurese. sia nella parte anteriore che in quella posteriore, La e si poteva mettere ad esempio o il grano la parte posteriore, oppure la anche camicia bianca e insomma, roba da diciamo mangiare per che- quando si andava in sì, campagna. certo, anche, esatto, anche la roba da mangiare per poter, quando si va in campagna, oppure il grano per poi ritornare da campagna, era diciamo lo zaino di oggi, ecco. Quindi un costume della festa che però riprende molto quello che era il lavoro nei campi, la Sì, tradizione. e qui hanno voluto rappresentare non soltanto un costume festivo, ma anche un costume di tutti i giorni che aveva la sua utilità, la sua Nel suo funzionalità. territorio si trova una porzione del lago del Bene, con Trinità d'Agulto e noi continuiamo con Tula. Andiamo a Sulle Tula. sponde del lago Coghinas, bellissimo posto, i silenzi del lago Coghinas. Sì, Sei mai andato? veramente bello, sì. Un po' di Pasquette al lago di Tula, quindi O da solo un paio d'ore a sentire il silenzio del lago Coghinas, stupendo sulle sue sponde. Ma ecco qua i costumi, abbiamo un uomo e due dame. sì, è bello questo gilet maschile che è verde. Il verde l'avevamo ritrovato nel gilet anche a Ozieri. Tula e Ozieri sono due comuni confinanti Molto e quindi vicini, chiaramente è ripreso appunto da questa vicinanza territoriale. Avete anche colori. Bello poi il busto della ragazza, che è chiuso sulla parte anteriore con i nastri e anche nella parte posteriore appunto composto da due parti ha dei nastri. simmetriche unite da una lasciatura fissa sul Sì, retro. poi abbiamo il e costume allacciato maschile sul con un davanti. grosso cinturone Finito sempre in il filo cuoio. davanti con Sì, un nastro colorato cinturone con delle Sì, decorazioni. vedo delle decorazioni, ecco, qua le vediamo un pelino meglio, si intravedono delle decorazioni sotto il rosso, sembra quasi intagliato con sotto della stoffa, molto particolare questo cinturone. Sì, il giacchino nero in setta operata, infatti abbiamo due versioni. E questo gilet molto particolare, queste due file di bottoni. Questa dei primi 900. Non molto sfarzoso il costume di Tula a livello di gioielli, ma No, la sua sobrietà però non esatto, capita spesso, caratteristico. Questo mucaluro, questo fazzoletto marrone della ragazza di sinistra, invece questo fazzoletto bianco, invece quella di destra, il pannello o il grembiule che è legato sotto il mento in maniera anche molto particolare. Anche se non ce Tula, l'hai, eccolo sei qua. sicura che la metti in I nostri questa tre occasione. figuranti arrivati qui a Copricapo in Chiaramonti panno nero, per rappresentare portato con il indietro, loro oppure con abito l'estremità tradizionale piena Tula, suentone il con paese la sulle camicia rive bianca, del lago bottone Coghinas, con dell'invaso del coreana, Coghinas. su gippone che è un giacchino verde oliva, a differenza Verde di oliva, tutti come gli dicono le altri nostre che sono poetesse neri dal o palco, rossi. che riprende Il venuto a doppio anche petto, un po' sopraccone, pantaloni la neri tradizione di non nordace, solo della pesca, o del lago, sbarbato, perché giaccone c'è nordace sempre anche la nero, tradizione della venuto terra bottone, in questi più lungo paesi, rispetto al quindi giaccone. dell'olivo. Tu invece hai la versione Bellissimo del centro Sahara Tula, col gonnellino. bello anche il Sicuramente grembiule del tipo folk. femminile Zubannello, Bravo, che è in bello. raso damascato. Complimenti, grazie. Eccolo qua Tula. Eccolo qui. Usini. E noi continuiamo, Andiamo ci a Usini, rispostiamo. siamo alla U, quindi direi che siamo L'altro veramente quasi a conclusione. Siamo quasi a conclusione con Usini, E l'altro che con tre rappresentanti qui ci fanno vedere, Simone, ancora Bellissimo tornano i colori il a costume esplodere. femminile, veramente spettacolare. Questo busto che poi non termina, ecco, col bacino, ma che ricade anche nella parte invece Vero, inferiore. questa è una particolarità che forse è un primo costume o magari Sì, il primo anche costume l'unico che della vediamo sfilata in che questa vediamo sfilata così, sì, con questa all'interno della caratteristica. manifestazione. Veramente bello
fittamente ricamato poi questo busto, con questa sorta di V, tutta questa serie di laccetti appunto di nastri rosati che lo legano, che lo mantengono rigido in posizione appunto per sostenere il seno della donna e anche stringere i fianchi. Bellissimi ricami, ecco qua la particolarità che dicevi Simone, che finisce con questa sorta di V quasi a forma di bacino. Sopra questa indossate su bello poi appunto il pizzo del girocollo della ragazza. Perché ci fa molto piacere che siate qua, ma siete arrivati. Poi da notare anche questo doppio copricapo. Abbiamo un capricapo rosso con una striscia dorata, una sorta di cuffietta e poi sopra una sorta di velo ricamato. Bellissimo, veramente particolare. E va bene. La ragazza che dietro invece ha un fazzoletto azzurro, mi sembra di intravedere. Sì, un fazzoletto azzurro, cambia un po', ecco che lo intravediamo. Azzurro all'esterno, rosso all'interno, ecco ora si vede meglio in questa inquadratura della ragazza di secondo piano. E questo viso poi invece sempre anche in questo caso incorniciato da un fazzoletto. Eccolo Usini. E noi continuiamo con altri tra virgolette vicini di casa, perché siamo qua nella bassa valle del Coghinas, a Valle Doria, sì, con le sue spiagge, il suo turismo, Valle Doria, eccolo qua, tanti rappresentanti anche per Valle Doria. Sì, un costume che ricalca lo stile del costume di Sedini, si assomigliano molto, quello di Sedini e quello di Valle Doria. Dominano certamente i colori viola e marroncino nell'abito femminile. Bellissimo questo scialle, molto simile a quello di Sedini. Quindi la descrizione è sbagliata. Dovrebbe anche essere l'ultimo costume della nostra sfilata. Poi ricordo, colgo l'occasione per dire che tutti i figuranti faranno tutto il giro del centro del paese e torneranno qui in piazza per ballare insieme a tutto il pubblico davanti a questo palco, perché ci sarà musica, ci sarà intrattenimento musicale fino non si sa a che ora, e quindi ricordo, invito chi è qua vicino, noi siamo qua e si continua, si balla poi con tutti i costumi, è una cosa spettacolare. Costumes e costumanzias non finisce certo al primo passaggio. Andiamo un attimo però a vedere bene il costume di Valle Doria. Poco si differenzia da quello di Sedini, eccolo qua. Bellissimi anche i bottoni della donna, con tutta questa serie di asole appunto che vanno dal gomito fino alla manica, al quale sono agganciati tutta questa serie di bottoni, mi sembra d'argento. Bella anche la spilla che lega, appunto, che mantiene le due estremità dello scialle. Dei costumi angolesi, giusto? Non è d'accordo. Il nostro modello molto caratteristica, poi gallurese. Molto caratteristica, molto bella a parer mio questa interazione fra chi legge le descrizioni e i figuranti. Secondo me è qualcosa veramente di singolare, che andrebbe replicato anche in manifestazioni folcloristiche magari di maggiori dimensioni rispetto alla nostra, perché naturalmente i figuranti di ogni paese sanno dare meglio di chiunque altro una descrizione migliore del costume che indossano, sanno in che occasione si indossava, meglio ancora di ogni sorta di descrizione dalle scarpe fino al ginocchio, la barritta che avete in testa, ed eccolo qua, il costume di Valle Doria deve essere il nostro ultimo. Guardiamo qua questo primo piano. Sì, sul retro invece inquadrano Villa Grande Strisaili. C'è ancora Villa Grande. Sì, c'è Villa Grande, quindi torniamo nuovamente all'Ogliastra. L'Ogliastra chiude questa manifestazione. È vero, scusa, erano vicini, non l'ho visto, infatti io da programma Villa Grande Strisaili. Una veramente sentita partecipazione da parte dei gruppi ogliastrini quest'anno. Intanto salutiamo Valle Doria, Simone, che ritroveremo dopo. Subito, eccolo qua, questo è l'ultimo costume, ma rimanete comunque con noi, adesso lo vediamo insieme a Simone. Che dà subito agli occhi è questo gippone, cioè il giacchino a doppio petto. Molto particolare, sì. Con le maniche aperte, l'abitato veramente bello. Si trova su un pendio del Monte Suana.
Bene Joan. La cintura poi La prima parte del è cinturone nome in è la pelle, traduzione in lingua italiana. bella questa serie di bottoni del toponimo che lo sardo chiudono, particolare questo ossia gilet, villaggio veramente grande. particolare. Mentre Molto Strisaili E anche questa pare sorta di dedicare mantella, il sardo sembra quasi Strisalis. una mantella Prendi, vescovile, bene. quasi, no? Riprende un po' quelle, Paola, a differenza Mannado, magari Mannado del fa cappottino ragionamento. invece più Bene, Andrea. L'abito veramente bello. particolare, bello. femminile Salutiamo che Villagrande ci propongo Strisaili, stasera uno dei è paesi con composto da la subobanti, il maggior numero di centenari in Sardegna e penso al mondo, visto che sappiamo tutto, no? Sì, Com'è la situazione? L'Oliastra è veramente L'Oliastra si ne regala di da una paesi. camicia in cotone bianco L'Oliastra ricamata, con è colletto veramente chiuso da 2 bottoni, prima in un Sardegna giacchino in panno per viola concentrazione, o per marrone densità su gippone, demografica di chiuso ultracentenari, sul davanti da un gancio per la qualità in della argento. vita molto Ganci probabilmente. Severro. Hanno la montagna alle Una gonna spalle, in il panno mare di marrone fronte, decorata quindi a fiori, veramente con balsamo in raso una viola, varietà di detta paesaggio salmedia, che secondo me ovviamente, determina. sopra questa un Eccolo qua, il costume di Bellissima Villagrande anche questa Strisaili. ragazza sì, con questa catenella che le incornicia il volto e tiene legate appunto le estremità del fazzoletto, veramente particolare. È composto dalla berritta che ha una Eccolo foggia particolare centrale E anche questa passamaneria che vi è appunto nelle bordature la camicia che ovviamente è bianca e che con del a gilet parte qualche femminile, dettaglio molto è la particolare. classica camicia di tutti i costumi, su gippone che è bellissimo, è un giacchino a doppio petto in panno nero con Eccolo maniche qua. aperte all'interno degli avambracci. Rivediamo questo Corpetto corpetto meraviglioso, veramente. Eccola, Fa molto piacere che quest'anno ci sia questa così massiccia partecipazione di paesi dell'Oliastra, perché l'Oliastra forse rimane sempre un po' trascurata nelle manifestazioni folcloristiche regionali, anche quelli di maggiore di livello maggiore come la cavalcata sarda o la saga del Redentore. Ecco che anche andare a visualizzare quelli che sono gli abiti dei paesini più piccoli, più chiudiamo veramente con un bellissimo minori dell'Oliastra è importante proprio per dare anche un po' di risalto a queste realtà territoriali. Samantilla. Ecco qua le ultime descrizioni dell'ultimo costume della sfilata, quello di Villagrande Strisaili, perfetto. E sono pronti anche loro ad andare verso il centro storico di Chiaramonti e continuare la loro sfilata per le vie del centro. Allora lo ricordo, i costumi sono appena passati qua in piazza davanti a noi, davanti a questo grande pubblico che oggi ha affollato il centro di Chiaramonti, ma continuano per le vie del centro, quindi la festa continua e soprattutto alla fine della sfilata ritorneranno qui in piazza e inizieranno a ballare con tutti i presenti, che infatti adesso si stanno alzando e fra poco inizierà la grande festa. Ma nel frattempo io non voglio far andare via questo grande compagno di avventura che mi ha accompagnato in questa diretta streaming. Scusate se si sentono un po' di segni, ma qua siamo anche vicino a quello che è il palco dove fra poco ci sarà lo spettacolo. Simone, io ti ringrazio, ma voglio anche far vedere una cosa, perché qua non è che abbiamo preso una persona a caso, qua abbiamo preso un ragazzo di 18 anni, lo vogliamo dire, Simone Runari, che ha già scritto questo libro che si chiama Chiaramonti, le chiese e i cimiteri. Sì, insieme a un mio coetaneo, Francesco Dettori, abbiamo scritto questo libro, un lavoro durato 5 anni, però diciamo una grande soddisfazione. Parliamo un attimino di questo libro, quindi è un libro su Chiaramonti, le sue chiese, le sue particolarità. È un libro su Chiaramonti, come dice il titolo, le sue chiese e sui cimiteri appunto. Le chiese di Chiaramonti, cioè i monumenti di Chiaramonti che tutti conosciamo, questa è la prima pubblicazione scritta appunto che tratta nello specifico delle chiese e dei cimiteri. Un lavoro che ho affrontato con un mio coetaneo, appunto, che è coautore insieme a me, Francesco Dettori, è durato 5 anni, 5 stati per la verità, perché
poi durante l'anno scolastico non potevamo dedicarci al libro, certo. Però piano piano si è arricchito, ragazzi, sono giovani come l'acqua. Dove lo troviamo questo libro? È disponibile anche in tutte le librerie, si può ordinare perché ha il codice all'ISBN, quindi all'identificativo nazionale, si può acquistare in tutte le librerie oppure anche su internet, dato che ormai la maggior parte degli acquisti di materiale cartaceo si fanno poi online, anche su Amazon, su Feltrinelli e così via. Amici, avete sentito parlare questo grande storico di Chiaramonti, anche solo 18 anni, quindi se ne volete sapere di più io ve lo consiglio, Chiaramonti, le chiese e i cimiteri, eccolo qua, da ordinare in libreria, un libro fantastico di tradizioni, di storie, di tutto. Senti Simone, io ti ringrazio tanto. Io ringrazio a voi per... Adesso ti lascio alla festa, sì, perché ovviamente qua la festa continua, siamo solo all'inizio, la sfilata vedo che sta continuando e vedo già la gente che si sposta a seguirla. Ci dedichiamo ora all'enogastronomia. Perfetto, qua vi aspetta enogastronomia e tutto. Io però continuo la diretta perché avremo degli altri ospiti per chiacchierare un attimino prima poi della grande festa qua proprio di fianco al palco, ma nel frattempo ci lasciamo con un pochino di pubblicità seguita o prima o che da un altro contenuto, perché vogliamo ritornare all'altro evento, la Sagra dell'Agnello che si fa qua a fine giugno-luglio, per vedere altre due chicchine di questo altro evento organizzato dalla Proloco di Chiaramonti, che è un altro di quegli eventi doc qua da seguire. Quindi contributino e poi noi ci vediamo qua in diretta, sempre da Chiaramonti. Decolab, arte sarda. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Visita la nostra pagina Facebook e scopri gli altri vantaggi che ti possiamo offrire. Somebody's been stealing all my sugar. Somebody must have touched it with a wormy hand, 'cause he looks just like a cat. Gonna set me a trap, I'm gonna catch me a rat. Renault Clio, da 99 euro al mese. Con l'intestino dell'agnello si intrecciano, si crea una cordula molto compatta, possibilmente, altrimenti si sfalda nella cottura, viene bollita aggiungendo a piacere chi mette un po' d'aceto oppure anche dell'ultimo vino, e va bollita e alle sue caratteristiche va soffritta
A quel punto va messa da parte e in questo caso si fa un condimento di piselli, che può essere molto semplice, oppure qui di solito non si limitano a mettere dei piselli, ma anche lì va tutto il soffritto, va sfumato con del vino. A quel punto si può fare anche in rosso, come l'abbiamo fatta oggi, aggiungendo del passato di pomodoro, sfumando tutto con del vino, e poi una volta che i piselli sono cotti si cucinano, si continua la cottura con la cordula soffritta. Niente segreti, è una cosa che in Sardegna si fa normalmente, noi lo facciamo ugualmente, tutto lì. Sono il presidente del coro di Chiaramonti, se ci volete chiamare facciamo il giro di mezza Europa. Per fare la coratella in umido si prendono le animelle dell'agnello, per cui si tratta del cuore, polmoni e il fegato, e vengono sminuzzati separatamente. Si inizia direttamente con un soffritto con olio e cipolla, successivamente viene messo a soffriggere i polmoni e il cuore. Dopodiché viene messo nel tegame il fegato, che è l'ultima parte della corata. All'ultimo poi viene sfumato con dell'ultimo vino rosso locale. Successivamente buon appetito! Eccoci qui da Chiaramonti con due ospiti, è andato via Simone Unali e abbiamo qua le nostre due speaker della manifestazione. Leggo in ordine di importanza, no? Mi chiamo Mariuccia Soddu, presidente del Coro Doria, e Maria Sale, poetessa di Chiaramonti. Allora io partirei da Mariuccia Soddu. Il Coro Doria, una storia insomma di parecchi anni di attività, sì, di passione? Quasi 15 anni di passione, solo passione, perché nessuna di noi ha studiato la musica, però siamo appassionati di canto, sì, e poi siamo passati anche al canto tradizionale, che con la guida del maestro Salvatore Moracini, sì, musicando anche poesie di poeti chiaramontesi, abbiamo fatto delle belle canzoni nostre, praticamente del nostro repertorio. E qua teniamo in ballo Maria Sale, poesia che si sono intersecate con il Coro Doria? Ancora non abbiamo una canzone con una poesia di Maria, ma penso che a breve ci sarà poesie di altri poeti chiaramontesi. Ci sono poesie di altri poeti, abbiamo poesie come abbiamo fatto stamattina, i nostri canti di Bainzu Trudaiu, di Stefano De Melas, ne abbiamo diverse. Ti ricordo che questa mattina c'era un bellissimo giro nel centro del paese, sì, murales in poesia, sì, quindi c'erano dei murales sulle mura dei paesi, poesia scritta, diciamo così, e il coro che andava dietro a diverse canzoni. Cosa bellissima, abbiamo fatto dei post sulla nostra pagina Facebook di Sardinian Life, è veramente stato bellissimo, prima di questa grande sfilata. E abbiamo ricordato appunto i poeti già deceduti, Giovanni, sì, Seu, un poeta estemporaneo per antonomasia, proprio bravissimo, molto ricordato nel suo paese Chiaramonti, zio Bainzu Trudaiu alla pari, bravissimo anche lui, abbiamo fatto anche un suo ballo sardo, e poi abbiamo fatto un canto di Stefano De Melas e uno di Giovanni Soro, che è anche lui un poeta chiaramontese. Benissimo, quindi da questi canti, da questi cori io volevo passare anche un po' a parlare di poesia di Chiaramonti. Chiaramonti è un posto che porta a scrivere probabilmente, la bellezza, basta andare su alla Rocca dei Doria, guardare quello che si vede, forse... Non so se il luogo o la tradizione che è rimasta abbastanza radicata.
di vecchia data la tradizione, abbiamo poeti già datati del 1800, avevamo già pubblicazioni appunto di Bainzo Cossiga, che è il nonno del presidente della Repubblica Francesco Cossiga, e già aveva pubblicato cose. Sempre nel 1800 abbiamo sempre pubblicazioni di cose molto valide del cosiddetto rettore Salvatore Cossu, che era il parroco di Ploaghe, ma era di Chiaramonti, che ha scritto, sono state ristampate ultimamente queste cose che aveva pubblicato, poesie bellissime. Per cui la tradizione, a parte quella orale di cui non è rimasta traccia scritta, che quella si perde ancora più indietro nel tempo, abbiamo testimonianze scritte e pubblicate con documentazioni importanti. Poi il Novecento è stato segnato da poeti che hanno fatto la storia della poesia sarda, appunto come diceva Mariuccia, Tiu Juan Neseu, fra i miei più bravi poeti estemporanei che cantavano sul palco. Purtroppo la sua produzione poetica, come succede per i poeti estemporanei, viene persa perché, essendo, come si dice, a Bolu, se la porta via il vento la sera stessa, se qualcuno non ha avuto l'abilità di registrarla. Ci sono delle registrazioni, per dire il vero, di qualche gara, però rappresentano l'1 per 1000 della sua produzione poetica. Bainzo Trudaiu, che era nato come poeta estemporaneo, poi ha dovuto forzatamente ripiegare sulla poesia scritta per motivi di salute, non potendo più, avendo problemi grossi di salute, quindi non potendo più partecipare alle gare in palco impegnative, però ci ha lasciato una ricchissima produzione sia poetica e sia anche di racconti, una produzione letteraria in lingua che è un patrimonio inestimabile per quanto riguarda la valorizzazione e la salvaguardia della lingua sarda, perché è ricca di tutte quelle terminologie e modi di dire che grazie a lui che le ha messe per iscritto e possiamo averne ancora testimonianza. Benissimo. E tenerle sacre nel tempo. Bene, intanto vediamo i figuranti che stanno tornando. Si è dimenticata di dire la poesia che fa lei. La poesia. Sì, mi stavo fermando ai grandi ovviamente, poi per arrivare ad altri, a tanti altri nomi. Li elenco perché è giusto, perché questo lavoro dei murales è una idea che è stata lanciata, è venuta fuori in un'altra occasione in cui si parlava di poeti chiaramontesi, e sono contenta che sia la Proloco che l'amministrazione comunale. È la prima volta che si fa per questo costumaggio, o c'era stato un altro evento che c'erano queste poesie? No, abbinato a Costumes e Costumanze è la prima volta. È la prima volta, però diciamo che una pietra lanciata nel lago e vogliamo vedere quanti cerchi forma e che seguito. Essendo un paese connotato dalla tradizione poetica, abbiamo lanciato la possibilità di lasciarne testimonianza nel tempo, con murales e anche con disegni, perché no, con disegni che facciano richiamo alla poesia, ma anche e soprattutto con la scritta di testi che siano visibili alle nuove generazioni, che possano essere di stimolo per il lavorio sempre per la lingua sarda. Assolutamente sì, benissimo. I progetti futuri, insomma, il coro, cosa facciamo? Il coro intanto come progetto futuro a breve adesso faremo una manifestazione intitolata Feminas, tutta di donne, però la stiamo ancora studiando bene. Sempre qui a Chiaramonti? Qui a Chiaramonti. Diciamo che siamo reduci da un viaggio a Parigi, dove abbiamo cantato nella cappella del Sacro Cuore, proprio nella chiesa a Montmartre, con tanto di attestato che ci ha onorato veramente, non ci credevamo neanche noi di poter entrare lì a cantare una messa, ed è stata una cosa molto bella ed emozionante, mentre invece l'anno scorso abbiamo partecipato a un festival a Barcellona. Niente di che, però una ricca esperienza che ti fa confrontare con persone di diverse etnie, diversi colori. Assolutamente. Poi la nostra prerogativa, la cosa che ci sta più a cuore è arricchire sempre le manifestazioni del nostro paese, sia col canto sia con la nostra prestazione fisica, diciamo così, contribuendo alla buona realizzazione per esempio delle cantine, dove la nostra cantina è famosissima per i dolci, e quindi
in tutte le manifestazioni, quando ci invitano, noi mettiamo sempre un po' del nostro. Benissimo. Con molto piacere per il nostro paese. Benissimo, per dare una mano a tutti, si può dire. Certo, mentre per quanto riguarda la poesia continua a Chiaramonti. Non può che continuare. Qua si è alzata un po' la musica perché stanno tornando i gruppi. La poesia continua a Chiaramonti. Continua con Maria Sarri. Continua con Maria Sarri. Perfetto. Con Maria, attualmente con me. Perfetto. Con Stefano De Melas, ma tanti nomi importanti che ci hanno preceduto e che non vogliamo scordare, ma vogliamo che rimangano. Benissimo, Per io non vi dimenticare ringrazio. nessuno, non parliamo di alcuno. Ok. Allora Mariuccia, Maria, vi ringrazio perché abbiamo chiuso con voi, abbiamo chiuso con altra tradizione, altra storia. Qui stanno tornando i gruppi, la musica si è alzata, si balla fino a notte fonda, qua non si sa. Invito quelli che sono qua vicino a venire a Chiaramonti, mandiamo un pochino di pubblicità, poi magari ancora un po' di immagini della festa che qua continua. Un saluto con le nostre poetesse, le nostre coriste, le nostre presidenti e tutto da Chiaramonti. Noi siamo qui e vi aspettiamo. Ciao! Buon divertimento a tutti. Decolab, arte sarda. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Visita la nostra pagina Facebook e scopri gli altri vantaggi che ti possiamo offrire. Somebody's been stealing all my sugar. Somebody must have touched it with a wormy hand, 'cause he looks just like a cat. Gonna set me a trap, I'm gonna catch me a rat. Renault Clio, da 99 euro al mese. Parlare con Stefano De Melas perché è il presidente del gruppo folk Santo Matteo, quindi se parliamo di balli che fra poco inizieranno non potevamo finire una diretta senza parlare con lui e poi con un altro personaggio che vi presento dopo, o no, anche se loro li avete già visti per una cosa che abbiamo fatto di ricette, di enogastronomia, ma qua parliamo adesso non di agnello o di cose, ma parliamo di balli. Gruppo folk Santo Matteo, avete fatto qualche cosa in questi giorni durante questo costume e costumanze? Se fate qualcosa durante l'anno? Ma tutto l'anno facciamo qualcosa. Quindi facciamo le prove tutto l'anno, più manifestazioni, facciamo molte beneficenze. L'ultima che avete fatto di manifestazioni in giro? L'ultima manifestazione erano tutte e due beneficenza, una per un compleanno, un centenario, e una a Casa Serena a Sassari che andiamo ogni anno per
allietare un po' questi vecchi che stanno soli lì. Tanto sociale, fate benissimo, fate benissimo. E intanto saluto anche, che mi sono un attimo fermato nel presentarlo, il nostro Vanni Manchia. Buonasera. E lui invece è il presidente del coro de Zaramonte, quindi torniamo a parlare di musica e di cori. Anche voi molto impegnati questa mattina, se non sbaglio, con il giro di Muralis in Poesia qui a Chiaramonti. Ho visto qualcosa? Impegnati anche non solo sul canto ma sociale, come diceva Stefano, anzi lo vedo un po' timoroso dopo una lunga militanza nel balletto, ma non solo. Noi attingiamo sia da lui che da Maria Sale tutto il nostro patrimonio. Sì, perché c'è questo collegamento tra la poesia e le canzoni, folk che i gruppi. Ma è anche una scelta, perché non per essere diversi dagli altri e non per essere i migliori del mondo, forse anche i peggiori del mondo come coro, ma noi abbiamo un'identità e in questa identità è un'impronta molto importante che ci dà Stefano, Tiwa Inzurudaiu, Maria Sale, tutti i poeti di Chiaramonti. Quindi noi vogliamo essere soltanto riconosciuti come il coro del Zaramonte con le nostre canzoni. Poi si possono fare anche tutte le canzoni tradizionali sarde che non sono da snobbare, ma anzi hanno fatto una storia, quindi siamo ben lieti di cantarle. Però in primis vogliamo essere identificati come il coro del Zaramonte con le nostre canzoni e le nostre poesie. E se non sbaglio le portate anche un po' in giro, anche forse fuori dalla Sardegna queste come coro. Voi avete fatto qualcosa fuori di interessante? Noi siamo stati un po' in giro per mezza Europa, quindi Belgio, Olanda, dove Chiaramonti oggi è arricchito da queste persone, quindi multiculturali, che vengono qui e vengono a vivere anche nel nostro paese almeno per 6-7 mesi all'anno, quindi loro si integrano molto volentieri nel ballo, nel canto, e ci invitano volentieri a stare nelle loro azioni e ci ospitano anche per settimane, non più di una settimana, non esageriamo perché abbiamo anche da lavorare, quindi ci ospitano e siamo molto lieti di andarci, ma loro ci spaventiamo perché hanno un'ammirazione verso la nostra cultura, forse più di quanto ne abbiamo noi, forse perché noi la vediamo tutti i giorni, la viviamo tutti i giorni, molte volte cerchiamo di snobbare, mentre loro la vivono intensamente e ne siamo molto lieti. Anche tu, Stefano, senti questo legame un po' tra uguale. tutto questo che è Chiaramonti, la poesia. Noi siamo legati alla nostra cultura. Perché è venuta appunto la proprietaria della Spilla, quindi una storia che termina ne hanno musicate lieto fine positivo, quindi Massimo ti sta aspettando qui. Quindi il coro Doria ne ha musicate altre 2 e sono contento per questo, che tengono un po' alla nostra cultura, alla nostra identità, al nostro paese. Certo, quindi insomma oggi veramente. Poi noi come gruppo siamo dal 96, quindi abbiamo 22 anni, a gennaio facciamo 23 anni di attività. E non sono pochi tenerli sulle spalle, comunque è la passione che ci porta a stare un po'. La passione smuove le montagne. A no? Torna a Ramos. Ok. Vabbè, è anche un orgoglio. Poi abbiamo girato per l'Europa, siamo andati 3 volte in Thailandia, insomma abbiamo girato il mondo, diciamo. Cioè la cultura sarda, la cultura chiaramontese in abbiamo giro per portato il mondo, la nostra bandiera anche fuori dall'oceano. Benissimo, allora qua ho altri 2 grandi rappresentanti, veramente con voi voglio chiudere questa diretta perché adesso veramente qua la festa continua, sempre insieme a voi voglio invitare le persone che ci stanno vedendo adesso, che sono magari qua vicino a Chiaramonti, di Sassari, dei paesi vicini, qua la festa, ricordiamolo, continua, perché fra poco ci saranno tutti i balli di questi costumi che avete visto, insieme alla gente del paese che li vedo già qua che si preparano, infatti a te Stefano ti stavano già chiamando, vedo Eugenio Bruno della Prologo che sta organizzando il tutto, quindi qua la festa continua, i suonatori pronti, quindi ma anche con Chiaramontesi Doc, con Franco Denanni e Vanessa, facciamo i nomi, Chiaramontesi Doc, Franco Denanni e Vanessa Denanni, quindi padre e figlio, che Franco ha fatto la storia del canto sardo e continuerà a farla per ancora tanto tempo. Tra l'altro anche canzoni mie, cioè scritte da me. Altre canzoni di Stefano, ragazzi, qua la festa Stefano continua, è da tutte le parti. L'altro giorno a Casa Serena, infatti gli ho detto: Stefano, sei salito sul palco 8 volte, come stava sfilando col costume di Chiaramonti, ha dovuto ballare, ha presentato almeno
2 canzoni nostre e 2 del coro femminile, quindi ho detto che poesia, via, tutto. Bene, bene, allora veramente con questi 2 miti di Chiaramonti del ballo, del canto e anche enogastronomici, perché se andate a vedere sul nostro sito c'è una puntata su Chiaramonti che lì ritroverete, perché sono degli ottimi cuochi anche oltre a questo. Vi salutiamo, vi salutiamo qui da Chiaramonti. Ricordo, siamo qua in piazza ancora, venite a Chiaramonti per una nottata, non si sa quando si finisce, venite qua. Ma dalla diretta, devo dirlo, da Chiaramonti è tutto, Costumes e Costumanzias in diretta streaming finisce qui, grazie per averci seguito e noi ci vediamo l'anno prossimo, vero Eugenio? È qua Eugenio, ci vediamo l'anno prossimo, me lo conferma. Grazie, eccoci qua, da Chiaramonti, la festa continua, ecco Eugenio. Ciao, ciao, saluti là, grazie a tutti. Ciao. Grazie a chi ha seguito la diretta, grazie ai nostri amici che ci hanno tenuto compagnia per 2 giorni, grazie ai ragazzi Sardinia Live. Buon lavoro a tutti. Ciao da Chiaramonti. Arrivederci. Grazie.